mi salverei se solo ci fossi tu. C'è la terra, il mare c'è, ma anche quello che non c'è. So che tu lo inventeresti per me. Se anche l'acqua poi andasse all'insù, ci crederei perché ci credi anche tu. Una storia e siamo noi, con i miei problemi e i tuoi, che risolveremo e poi sarà, sarà quel che sarà. E il nostro amore che sarà. Prendiamo oggi quel che dà e quel che basta per domani basterà. E quando avremo qualche anno di più, se a dirmi t'amo sarai ancora tu, la mia dolce gelosia ti terrà un po' compagnia ogni volta che andrai via. Sarà, sarà quel che sarà. E il nostro amore che sarà. Prendiamo oggi quel che dà e quel che basta per domani basterà. Sarà quel che sarà. E il nostro amore che sarà. Prendiamo oggi quel che dà e quel che basta per domani Sarà quel che sarà, buongiorno, ma di noi che sarà lo chiederemo questa mattina al nostro ospite, al professor Alessandro Minello, economista. Buongiorno professor Minello. Buongiorno a voi, tutti i suoi spettatori, buongiorno. Allora professore, ci spieghi un pochino, perché siamo nella confusione più totale. Il MES, tutta l'Europa, i paesi hanno firmato, noi non abbiamo firmato. Il PNRR non sappiamo i soldi, come sono stati spesi, quanti ne sono arrivati, perché i progetti non vengono approvati, progetti seri anche presentati da sindaci che riguardano asili, scuole, cioè c'è qualcosa che non torna nei nostri conti. Ci può spiegare come funziona e come siamo presi proprio a livello economico l'Italia? Sì, allora, questa è una situazione che noi abbiamo conosciuto un po' da tanti anni per quanto riguarda tutti i finanziamenti e gli strumenti disponibili a livello europeo, i cosiddetti fondi strutturali. Bisogna fare una piccola premessa. L'Europa adotta una politica di sostegno nei vari Stati europei considerando alcuni elementi. Uno, le risorse provengono da fondi cosiddetti strutturali per lo sviluppo, per la coesione, per la competitività, e questi fondi però vengono erogati su base progettuale. Quindi bisogna che ogni Stato e ogni regione presentino dei progetti
quando ci sono diciamo, le disponibilità e i bandi europei. Questi progetti però devono avere determinate caratteristiche. Per esempio devono essere cosiddetti addizionali, cioè devono essere progetti che ottengono risorse comunitarie addizionali, che non vanno a sostituire quelle che ciascun Stato membro o ciascuna regione avrebbe comunque destinato a quel progetto. Cioè, in altre parole, noi non possiamo finanziare con fondi europei progetti che avremmo dovuto già finanziare con risorse nazionali o regionali. Oltre al criterio dell'addizionalità poi c'è, come dire, ci sono altri criteri che vengono presi in considerazione. I progetti devono essere per esempio innovativi, i progetti devono essere realizzabili nei tempi previsti dai bandi, e i progetti devono essere inclusivi, devono favorire la partecipazione attiva dei cittadini, la competitività delle imprese. Cioè, quello che in generale ci viene chiesto è una cultura della progettazione che il nostro Paese, naturalmente con differenze regionali abbastanza cospicue, non ha maturato come è accaduto in altri paesi. E questo è un problema perché i fondi comunitari non coprono il 100% del costo dei progetti, ma prevedono sempre un cofinanziamento nazionale o regionale. Quindi quello che noi dobbiamo programmare sono interventi che poi dopo una parte dei soldi saranno coperti, gli investimenti con una parte dei soldi europei, ma con una parte invece anche dei soldi nostri. Che cosa è accaduto in tutti questi anni? E veniamo quindi anche alle problematiche che noi stiamo riscontrando con per esempio il PNRR. È avvenuto che noi non siamo preparati a sviluppare tutte queste progettazioni come invece come hanno fatto altri paesi. Faccio un esempio concreto. Se pensiamo all'Irlanda, se pensiamo alla Spagna, questi sono due dei paesi che hanno maggiormente sfruttato le risorse europee, hanno speso tutti i soldi loro destinati negli ultimi decenni, e non solo, hanno anche speso soldi di altri paesi, incluso soldi italiani, che non sono stati sfruttati, non sono stati impiegati con progetti. Allora la domanda è: ma loro come hanno fatto? Beh, hanno fatto una cosa, intanto hanno istituito delle task force che negli anni, soprattutto nei primi anni, ma anche successivamente, sono state inviate a Bruxelles e hanno studiato da vicino tutto quello che era la programmazione europea. Poi queste task force sono rientrate nei loro paesi, hanno disseminato l'informazione e la conoscenza che hanno acquisito e hanno organizzato su basi regionali o equivalenti dei gruppi di lavoro che potessero organizzare i progetti che venivano presentati secondo determinati criteri ben precisi che rispondevano esattamente ai criteri europei. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato il fatto che i loro progetti venissero, approvati molto velocemente, cantierati velocemente, realizzati velocemente. Perché poi i finanziamenti europei arrivano secondo un progress dei lavori, per cui se tu non realizzi il progetto in realtà poi le tranche si fermano. Loro sono stati bravi, hanno realizzato tutto e poi avevano addirittura progetti cosiddetti di riserva pronti ad essere inviati a Bruxelles per assorbire il residuo di stanziamenti che altri stati, tra cui l'Italia, non aveva speso. Con il PNRR sta accadendo un po' la stessa cosa, cioè noi facciamo fatica
a spendere questi soldi perché ci manca in parte una cultura della progettazione europea che è sempre stato un po' un anello debole, un po' perché molti dei nostri progetti, soprattutto all'inizio, che erano stati presentati anche dai governi precedenti, erano progetti poco coerenti con gli indirizzi del PNRR, e quindi più volte la Commissione europea in un certo senso ci ha un po' tirato le orecchie, ci ha detto: guardate che questi supporti, questi progetti, all'inizio ricordo c'era un po' di tutto, c'era anche il reddito di cittadinanza, c'erano tante cose, cioè voglio dire non avevano la coerenza richiesta per essere poi approvati a livello europeo e finanziati. Quindi la frammentazione di molti piccoli progetti e soprattutto anche la poca coerenza ci ha fatto ritardare. Poi dopo c'è anche da dire un'altra cosa: in molti stati c'erano diciamo delle legislazioni come dire, favorevoli alla presentazione e alla progettazione. Nel nostro paese forse un eccesso a volte di burocrazia ha anche impedito di essere un po' più snelli e anche più veloci nella progettazione. Questo lo stiamo un po' vedendo, ben inteso, non è un problema di un governo specifico, di un partito, di una coalizione, è proprio una nostra purtroppo pecca che culturale anche, che arriva un po' da lontano. Quello che noi adesso però ci troviamo è che abbiamo l'impellenza di spendere questi soldi e spenderli bene. Attenzione che qui siamo o dentro o fuori con queste risorse, perché noi possiamo criticare l'Europa sotto molti aspetti, sotto tanti, ci possono essere tanti, come dire, critiche, però sul fatto che questi soldi siano tutti addizionali per noi è indubbio, cioè noi non avremmo, lo Stato italiano non avrebbe la possibilità, visto il debito pubblico, visto il deficit, di trovare quelle risorse, di quell'aumentare di miliardi di euro per fare questi investimenti, sia che siano a fondo perduto, sia che siano comunque da restituire a tassi molto agevolati. Questo è un tema importante, cioè questo dobbiamo veramente tenerlo presente, è un treno che sta passando e noi abbiamo una scelta: o salire o star fuori o star giù. Non ci sono altre, perché sennò mi cade la linea, poveretto, sta aspettando, ma è giusto sentire anche cosa ne pensa il nostro Rinaldo da Venezia, poi continuiamo, professor Minello. Grazie, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Come che andrà? Noi a Venezia diciamo: se andiamo avanti di questo passo, impegneremo un braccio al Monte delle Pietà. Vivo tanti anni, andavo in barca, qua benzina costava 90 lire, mi diceva quando che arrivava a 110, non si può più andare, cosa sarà, cosa non sarà, barche non ne sarà più. Adesso che le barche che costa 300-400 mila euro, va bene, e la benzina costa 2.000. Cosa ne mi cerca? È sempre stata una storia del genere. E la Spagna o la Finlandia non è più brava di noi altri, siamo gli altri che siamo gnocchi. Perché con tutti i studiosi che avevamo al governo, i nostri politici, si aveva da prevedere se aspettiamo il PNR, questi soldi che poi 3/4 di debito, giusto? Se aspettavamo, non poteva perdere anni prima, perché è anni che aspettiamo questi soldi, si poteva prepararsi come usarli. È colpa non c'è, e dopo chi che sta male, quando che va male, che non gestisce in Italia, c'è sempre la povera gente. Perché chi che salva 7-10 mila euro al mese, il si salva è da Dio, tutti quanti. E ora è di un discorso che non lo capisco, ma è possibile che siamo bravi dove che volevamo? Va bene, e sulle robe importanti non siamo buoni per niente. Gli avremo ministri pagare il fior del 20-30 mila euro al mese per mettere a posto le robe e andiamo sempre peggio. Ma cosa ne conti? È di una base di vita, amico, tanti anni, ho sempre sentito queste robe, e l'Italia è sempre andata avanti. E queste curazioni chi fa? Ma ti rendi conto che il pan costa 10 euro al chilo, 9 euro? Che sarebbe indicare da me il cielo che paga negli anni 60-50 un operaio al mese. È vergognoso che il governo non faccia il carriere dei prezzi
non del caviale, del champagne, del pan, del latte, di tutte le robe che serve primarie per vivere. E ne conta più che voi. E le robe, ma saremo studiosi, andiamo su e una, andiamo dappertutto e non siamo buoni a fare i nostri affari. E che sei professori che studiano queste robe da 50 anni, mica aveva da prevedere. Ma dopo i politici che basta venire, facciamo qua, facciamo là, alla Salvini, strade, non si vede più. E dopo va a Italy e se riusciremo di fare 100.000 bottiglie, 2 milioni di Dai bottiglie Rinaldo che all'anno. andiamo avanti perché sono tante Va le bene, cose che ci Milena. deve raccontare il professor Ciao, Minello, buongiorno, grazie. come ti dico, Abbiamo ciao. sentito le riflessioni del nostro Rinaldo, è giusto sentire anche la popolazione, le persone cosa ne pensano. Certo che però, professore, pensare male è peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Io sono convinta che questi fondi che dovrebbero essere stati spesi dalle regioni, dai comuni, dalle province, c'erano, il problema è che sono stati dirottati non si sa dove, non per fare quello che l'Europa chiedeva, in maniera che poi questi soldi non li hai per finanziare questi progetti che devono, come ha spiegato molto bene lei, essere divisi a metà, nel senso ti do i soldi ma anche tu ci devi mettere del tuo, ma soprattutto perché in Italia noi le tasse le paghiamo, anche se una parte ma non tutti, le cose aumentano e continuiamo a pagare, non vogliamo capire dove vanno a finire tutta questa montagna di soldi. Saranno sempre pochi, però ci sono. Non c'è trasparenza, noi non sappiamo mai niente. Se lei non ci spiegava questo questa mattina, nessuno ce lo spiega bene come l'ha spiegato lei. Succede questo perché non è stato fatto questo. Non sono state impiegate le risorse che dovevano essere impiegate e adesso non si presentano dei progetti che non vengono approvati. Poi furbissimi, ci mettono la burocrazia, allora è colpa della burocrazia, non siamo in grado di andare nei tempi stabiliti, cosa falsa. Prima perché in Parlamento abbiamo commercialisti e avvocati, cioè gli operai non esè, gli artigiani non esè, cioè solo commercialisti e avvocati. E poi sentire che non siamo preparati in Europa, certo, finché abbiamo cercato di mandare trombati e stratrombati, una buona parte anche per dare il posto di lavoro, questa task force te capito che non la faremo mai. E questo è un danno perché abbiamo delle menti meravigliose, abbiamo dei ragazzi bravissimi, abbiamo veramente nei geni dell'informatica, in tutti i settori, eppure questi se ne vanno via perché nel loro paese non sono capiti o non riescono a trovare il posto giusto. Cosa ci dice, professore? Allora, la sua analisi è perfetta, cioè nel senso che noi abbiamo sempre, diciamo, abbiamo avuto sempre un po' un rapporto, come dire, di amore e odio a livello politico per l'Europa. Abbiamo una parte del paese che è molto europeista, ma abbiamo una parte del paese che è anche anti-europeista. Così come avevamo una parte del paese che era molto favorevole all'euro e una parte che era contraria. Cioè noi siamo un paese che su alcune grandi questioni purtroppo siamo divisi e questa divisione non facilita poi, come dire, la possibilità di appropriarsi di quei benefici che comunque ci vengono offerti dal punto di vista dell'Europa. E questo l'abbiamo visto e lo vediamo tuttora. I giovani sono tendenzialmente molto più aperti degli adulti e delle fasce di popolazione anche più, come dire, più anziana. Guardi per esempio la Brexit è stata per i giovani e per molti giovani inglesi e per molte fasce della popolazione una sciagura dal punto di vista proprio dell'ambiente, delle relazioni, dei costi, dello sviluppo e quant'altro. Eppure lì c'è stata una prevalenza di, come dire, di preferenze da parte di una popolazione adulta che tutto sommato ha considerato più i propri interessi e un'ottica più di chiusura
che è sempre stata peraltro una tendenza inglese, la chiusura, l'isolamento, perché anche quando erano in Europa comunque avevano delle garanzie speciali, dei privilegi. Però i giovani non accettano questo e quindi noi in questo momento ci troviamo di fronte a una fascia della popolazione che soffre la chiusura anche culturale che spesso c'è nel nostro paese. Io ripeto, non ne faccio una colpa oppure una colpa politico-partitica, non è un problema di partiti, è proprio un problema nostro di società, di comunità spesso anche, che siamo nonostante tutto una comunità che non favorisce la crescita, la valorizzazione dei giovani, non perché non ci siano opportunità, ma perché noi pensiamo e ragioniamo con l'esperienza che abbiamo fatto fino adesso. I giovani entrano in gioco in questo momento, è come un giovane che entra in una partita di calcio all'improvviso e va a scardinare le regole del gioco, no? Quindi noi non siamo pronti ad accettare questo tumulto che un giovane può causare, e quindi i giovani vanno all'estero, ma vanno all'estero, attenzione, anche qui l'ho detto più volte, cioè noi pensiamo che sia solo un problema di salario, non è così, certamente il salario è importante e quindi anche la possibilità di avere una retribuzione più coerente col costo della vita è importante. Però io conosco tanti ragazzi in Europa, ho parlato con tante persone, li ho incontrati a Bruxelles, li ho incontrati in Svezia e da altre parti, e il loro voler uscire è proprio una scelta di qualità della vita, cioè di valori diversi, è una scelta di poter esprimere le proprie capacità, i propri talenti, sì, però, di poter essere valorizzati. Noi abbiamo una popolazione che sta invecchiando purtroppo, molti giovani, come dice lei, anche hanno la mente aperta, devono assolutamente uscire, ecco, vedere, confrontarsi, come dice giustamente lei, magari poi qualcuno anche ritorna, altri no, ma la popolazione sta invecchiando e nessuno la sta accompagnando nella maniera corretta, anche economicamente, per sopportare quello che sta succedendo, perché l'ABC della vita è carissimo, vuol dire il mangiare, vuol dire il curarsi, vuol dire tutto quello che la popolazione diversamente giovane sta subendo e non ha le armi per difendersi, né economicamente né culturalmente, perché non sono stati abituati. Ma se io le dico che invito ospiti politici e non sanno neppure fare lo Skype, cioè fanno confusione, devono avere l'impiegato che li mette tutto perché non sanno neppure collegarsi, e sono quelli che magari decidono che dobbiamo digitalizzare tutto. Capisce che facciamo fatica perché culturalmente non ci hanno preparato? È questo il grande problema. L'anziano non vuole l'ultimo telefonino di generazione perché non lo sa adoperare, non perché non vuole quel telefonino, perché fa confusione, fa fatica, non ha più 20 anni ed è rock, è lento anche nell'apprendere, ma non è stato aiutato in questo. Però gli si dice devi fare lo speed e magari metterti in mani di avvoltoi con tutti i tuoi dati. Capisce che si fa fatica a capire perché culturalmente non siamo stati preparati, ma avevamo le persone, è che non le hanno fatte salire, le hanno addirittura allontanate, le brave persone, quelle che vorrebbero e avrebbero potuto dare là a questo paese, che sono i ricercatori, gli scienziati, che sono le persone per bene, ne abbiamo tanti in questo paese, che anzi si sono allontanate dalla politica. Basta vedere i numeri quando si va a votare, cioè è una cosa pazzesca, ormai metà della popolazione non vota più, è disgustata. Capisce allora che non è che non abbiamo queste persone, è che queste persone sono lontane da noi, perché le hanno allontanate, sono riusciti a metterci uno contro l'altro, il povero contro il povero, il ricco contro il povero. Questa è la verità, tanto è vero che la grande economia in base a 10 persone tutti il resto muore da fame, questa è la verità. Prego, professor Minello. Sì, guardi, il nostro paese oggi
vive sempre più di polarizzazioni. Esiste una polarizzazione, diciamo, economica, chi sta bene e chi sta male. Esiste una polarizzazione nelle classi sociali, non c'è più la classe media, poco. La classe media è slittata verso la fascia più bassa, mentre si conferma e aumenta diciamo, il ruolo di delle fasce più agiate. Esiste una divisione politica, nel senso che abbiamo una classe politica che fa fatica proprio ad essere in sintonia, io direi un po' col paese, perché se pensiamo che anche alle elezioni politiche il partito più grande è quello dell'astensione, quindi qualcosa vuol dire che non funziona. Poi c'è un problema di divisione generazionale anche a livello amministrativo e politico, ma anche a livello di classe imprenditoriale. In Italia abbiamo la quota di giovani più bassa d'Europa, per esempio. In altri paesi i primi ministri o comunque molti vertici diciamo, di istituzioni sono occupati da persone che sicuramente non sono proprio giovani, ma non sono neanche ottantenni, come accade in molti casi in Italia. E questo nonostante i miglioramenti che ci sono stati negli ultimi anni, perché effettivamente negli ultimi anni, diciamo, la componente femminile e qualche giovane sono emersi, diciamo, ecco, per fortuna. Però noi viviamo molto di queste polarizzazioni. La disuguaglianza tra ricchi e poveri è aumentata all'interno del paese. Ce l'ha detto anche prima il nostro spettatore, che non mi ricordavo il nome, che ha detto noi abbiamo il problema che non riusciamo a pagare il pane e tante altre cose. Perché l'inflazione non colpisce tutti allo stesso modo, colpisce di più chi ha un reddito fisso rispetto a un reddito variabile, colpisce di più chi acquista maggiormente nel suo paniere di consumo quei beni che sono aumentati di prezzo. Quindi l'inflazione è un dato medio, ma la percezione personale è diversa da soggetto a soggetto, quindi è evidente che anche qui non lo si sta affrontando come sarebbe stato necessario e come magari hanno fatto altri paesi, perché ci chiediamo come mai certi prodotti o comunque certe merci in Italia siano aumentate del doppio di quello che sono aumentate in altri paesi. Evidentemente anche a livello di filiera c'è qualche problema. Possiamo usare anche la parola speculazione, professor Minello, che possiamo usarla. Abbiamo Nadia, poi continuiamo, professore. Nadia da Treviso, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno al professore. Volevo chiedere al professore, ma a questo punto da chi è da dare la colpa? Non certamente noi. Abbiamo della gente incompetente a questo punto. Abbiamo votato proprio della gente incompetente, con tutti quei soldi che prendono. Ho sentito ieri dalla Mirella 95.000 euro netti all'anno, la Santanchè. Per fare cosa? Per fare cosa? Per forza la gente non va più a votare. Se abbiamo questi risultati, io mi sento indignata. Grazie, arrivederci e buona giornata. Io non ho fatto il nome, ho detto che un senatore prende, finalmente si è saputo, 95.000 euro netti l'anno. Queste sono le cifre che sono state dette, cifre reali, e veramente la pelle d'oca è venuta a molti a casa, come ha sentito professore, pensando come stanno vivendo 3/4 della popolazione diversamente giovane o famiglie che neppure ce la fanno con 2 stipendi, perché stipendi bassissimi, pensare ai diversamente giovani che non riescono neppure a curarsi, visto la sanità che sta diventando veramente una cosa proibitiva, perché devi andare nel privato e costa tantissimo, non ce la fanno con 600-700 euro. Prego professor Minello, poi andiamo in pubblicità. Sì, allora
il tema della distribuzione dei soldi è un tema importante. Ci sono grandi differenze in tutti i mestieri, in tutte le professioni, tra chi ha una posizione di vertice e chi ha una posizione, diciamo, più bassa. I moltiplicatori spesso sono anche 10, 15, 20, 100 volte in alcuni casi, anche nelle aziende abbiamo queste differenze. Nel pubblico e anche nella politica questo è un problema, perché se confrontiamo gli stipendi anche di dipendenti pubblici o comunque anche dei politici con altri paesi, vediamo che i politici nostri hanno chiaramente un assegno, chiamiamolo così, più elevato. Viceversa, un dipendente pubblico spesso non ha la stessa retribuzione di un equivalente dipendente pubblico, non so, in Germania piuttosto che in Francia. Il problema è un po' legato anche alla produttività, cioè salari in generale più elevati sono sostenibili e quindi non generano ulteriore inflazione che poi andrebbe, come dire, ad erodere quell'aumento di potere d'acquisto dell'incremento salariale. Dovrebbe essere sostenuta quindi attraverso la produttività, un incremento di produttività, perché altrimenti per l'azienda sarebbe impossibile, ma anche per lo Stato sarebbe impossibile avere salari più elevati. Il problema è che l'incremento di produttività oggi ce l'hai se tu assorbi la tecnologia, cioè se tu lavori meglio, sei più veloce, lavori meglio. Con l'invecchiamento della popolazione questo è un problema, ed è un problema perché, come diceva lei, una fascia di popolazione mediamente più anziana è più lenta, è meno produttiva rispetto a una classe più giovane, una fascia più giovane. Poi c'è anche da dire un'altra cosa: la fascia più anziana aumenta il peso di servizi a carico dello Stato e quindi aumenta la necessità di risorse da destinare alla salute, e queste risorse lo Stato le può raccogliere praticamente tassando di più. Però a seguito dell'evasione questa tassazione in più ce l'hanno solo prevalentemente quella parte di popolazione che paga le tasse, e quindi questo è un problema, per cui il recupero dell'evasione potrebbe già essere un elemento importante, diciamo non per criminalizzare qualcuno, ma semplicemente per poter avere, come dire, quelle risorse che poi lo Stato può destinare per avere migliori servizi per la comunità in generale, sia per la salute ma anche per la scuola, per le infrastrutture, per le utenze, cioè per tutte quelle attività che sono poi la base su cui si fonda la vita sociale, in sostanza, ecco. Professore, no, è meglio che andiamo in pubblicità, se no afforo troppo. Andiamo in pubblicità, poi continuiamo. Con noi il professor Alessandro Minello, economista. Abbiamo in linea Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Minella. Buongiorno. Buongiorno professore. Intanto professore la ringrazio come lei sta illustrando i problemi. Però volevo fare una piccola precisazione professore. Lei prima ha citato la Germania o la Francia, che hanno i dipendenti pubblici magari stanno meglio dei nostri. Però, professore, guardi, che determinano le regole di qualsiasi... è sempre la politica. E io le dico che praticamente la politica, le risorse si possono recuperare facendo le riforme. Perché praticamente se noi, guardi, professore, io ho lavorato sempre per 42 anni in un ente pubblico. La riforma degli enti locali non se ne parla. E io le dico, se facessero la riforma degli enti locali, si immagini quanto denaro si potrebbe recuperare, darla più produttività, essere più bravi in tutto, capito? Invece le riforme non se ne fanno. Si immagini che la Germania ha fatto la riforma di Länder subito dopo la guerra? Pensi quanti anni fa. Se noi invece di comuni piccoli di 3.000 abitanti, 2.000 abitanti, se qui in Italia se possono ne fanno uno anche da 1.000, non è che li unificano per dare più servizio al cittadino. È tutta la politica che determina le regole. Poi lei ha parlato un'altra cosa, professore, della riforma elettorale. Guardi, io ho nostalgia di quando
ci addestavano che avevamo ancora i pantaloncini corti e ci portavano nelle segreterie dei partiti, e lì uno, quando andava a fare anche il consigliere comunale, aveva un'infarinatura, sapeva cos'era, doveva comportarsi bene, se no io praticamente veniva richiamato, professore. Non è che sia così, uno andava a fare, adesso invece è così, chi la spara più grossa con questi, praticamente ottieni i voti, va a fare il parlamentare, e poi sa chi comanda, professore, quando va a fare il parlamentare, sa chi comanda? I grandi dirigenti, e le cose non cambieranno mai, da Roma alla provincia, alla regione e così via. Se lei noi non abbiamo un'infarinatura precisa, la politica è una cosa seria, andiamo a amministrare milioni di euro. E poi un'altra cosa, le faccio una provocazione, professore, lei ha prima detto che dei stipendi, ecco, che gli operai li hanno vissuti, però professore, guardi che gli operai pagano le proprie tasse, no? E poi con le tasse andiamo a mantenere le università, e poi se questo alla fine si ammala e ha bisogno di una visita medica, i primari gli sono 200-300 euro, 400 euro, come la mettiamo qua? Allora dovrebbero anche lì colpire e dare un coso di quelli che hanno questi stipendi alti, di dare un coso di solidarietà per andare avanti bene tutti quanti. Comunque se ne sarebbero montagne da fare. La prima cosa è la riforma, come ha detto lei, una riforma elettorale seria, non che siano un popolo di nominati, bisogna che la gente torna a votare, perché se a me, a casa mia, viene un signore che suona il campanello, esce il territorio e quando va a Roma determina un giorno o due alla settimana, viene qui a parlare con noi, quella è la vera democrazia. E adesso la democrazia non esiste più neanche nei movimenti e nei partiti politici, perché se lei fa parte di un movimento o di un partito politico e dice qualcosa contro il capo, lo fanno fuori. Ecco, solo questo. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie a te Gianfranco, prego professor Minello. È un tema molto caldo questo, perché la classe politica, bisogna dire la verità, è specchio della nostra società, cioè sono tutte le persone che sono state elette da noi, o perlomeno da una minoranza che è andata a votare. Quindi è un problema che va comunque affrontato. Io penso che la miglior riforma elettorale dovrebbe essere quella che consente una maggiore che induce, che stimola una maggiore partecipazione dei cittadini, perché altrimenti noi perpetuiamo questo scenario. Per quanto riguarda la burocrazia, esistono due tipi di burocrazia, una buona che favorisce lo sviluppo e una cattiva che lo ostacola. Noi abbiamo molto, come dire, perpetuato una parte cattiva di burocrazia, un eccesso di burocrazia, e quindi questo l'abbiamo pagato anche in produttività e sviluppo. Poi i dipendenti pubblici soggiacciono a regole che sono stabilite dalla politica, come giustamente ha appena ricordato il nostro interlocutore. Noi dobbiamo pensare, io penso che la nostra riforma sia difficile, cioè le riforme siano difficili che partano dall'interno, perché in tutti questi anni, sono almeno 50 anni che si parlano di riforme, ma poi se ne fanno poche. Peraltro alcune anche forse sono state fatte, ma era meglio non farle. Però adesso qual è il problema? Io credo che la spinta dell'Europa, l'importanza dell'Europa, che a tanti non piace, però sia proprio questa, cioè siccome l'Europa oggi ti chiede di fare delle cose, ti chiede di spendere dei soldi, cioè l'Europa ci dice in questo momento: io vi do dei soldi perché voi possiate investirli nella scuola, nella sanità, nelle comunità, nella sostenibilità, nel digitale, nella logistica, nella portualità, nei servizi. Cioè l'Europa dice: vi do 300 miliardi di euro perché voi facciate questi investimenti. Se tu oggi, classe politica di qualunque colore, di destra e di sinistra e di centro, non fai queste cose, io credo che nel 2026, che poi è una prima scadenza,
ci sarà comunque da render conto di questo fatto. Quindi al di là come dire, dell'orientamento politico, esiste oggi come dire, una pressione dall'esterno, secondo me positiva, che ti induce a spenderli e a spenderli bene questi soldi, perché altrimenti dopo non potrai giustificare. Cioè, quando noi non so, critichiamo l'Europa, che come dicevo prima ci sono critiche giuste all'Europa, ma quando di fronte al fatto che questa istituzione mette a disposizione dell'Italia la più alta quota europea, attenzione, la più alta quota europea di risorse di Next Generation, cioè del PNRR, non possiamo più evadere questa nostra responsabilità, non possiamo mancare l'appuntamento. Quindi chi oggi ci governa e chi ci governerà anche nei prossimi anni ha questa responsabilità davanti al Paese, e questo secondo me è una spinta importante per migliorare come dire, proprio il dialogo, anche il rapporto col territorio, perché altrimenti, ripeto, secondo me sì, andremo avanti, però non ci sarà più come dire, quella coesione che comunque in tanti anni c'è sempre stata, in sostanza, ecco. E non ci sarà più quello sviluppo e quel futuro che invece vorrebbero i nostri giovani e che cercano altrove. Questo è il concetto base, in sostanza. Professor Minello, però una riflessione possiamo farla assieme. Allora, è stata colpita quella fascia media che era composta da artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, tassandoli, mettendo una burocrazia soffocante, e si è lasciato spazio libero alle multinazionali, nel silenzio assoluto. Finalmente qualcuno si è accorto che così non si poteva continuare e fortunatamente qualcuno ha iniziato a pagare le tasse anche in Italia. Ma stiamo parlando dell'altro giorno, non è che parliamo di tanti anni fa. Hanno messo proprio al limite delle forze quella classe produttiva che faceva girare l'economia. Adesso mi vuole spiegare, professore, che futuro abbiamo se continuiamo a vivere con una classe parassitaria che non produce? Basta vedere, ecco, come è ridotto il paese. Come si potrà avere un futuro per le prossime generazioni con una classe parassitaria e non produttiva? Perché gli artigiani sono spariti, i commercianti sono spariti, i piccoli industriali anche non ce l'hanno fatta a resistere. Vi ricordate i suicidi che ci sono stati? E non parliamo di piccoli industriali, parliamo di persone che avevano 50, 60, un centinaio di dipendenti. Pensiamo al grande Del Vecchio che è morto portando avanti grande l'Italia e nessun politico è andato ai funerali, hanno mandato qualcuno di rappresentanza. Capisce, professore, che i ragazzi, i giovani non sono così stupidi e capiscono queste cose, le vivono una scuola che non è una scuola che loro vorrebbero, vivono una realtà per loro che non è la realtà che sognano, basta vedere l'ambiente. Ecco, tutti questi fattori, come può reggere un paese, ripeto, se non produrrà più? Cosa produciamo noi? Quali zone dell'Italia producono? Si parla di una grandissima fabbrica a Catania in Sicilia, ma nessuno ci spiega perché e per cosa. Nessuno ce lo spiega, l'abbiamo sentito da un ricercatore, da uno scienziato ospite, ma non lo sapevamo. Capisce che il paese farà fatica a sopravvivere. Questi giovani che futuro avranno, professore? Ma lo sanno e stanno cercando anche di gridare aiuto in qualche maniera. Studiare è impossibile, trovano le stanze, una stanza a 800 euro, vi rendete conto? Lo stanno dicendo, ma come faccio a diventare bravo se non mi lasci sopravvivere? Prego, professore. Sì, questo è lo scenario che noi abbiamo davanti oggi, ma che è uno scenario che è iniziato qualche decennio fa, e adesso siamo giunti, diciamo, abbiamo toccato un po' il fondo su questo, perché allora la classe media, le figure che lei citava oggi
non sono in grado di mantenere una qualità della vita dignitosa, come invece avveniva nel passato. Dirò di più, ci sono anche figure pubbliche come gli insegnanti che hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo culturale del nostro paese, che oggi hanno difficoltà diciamo a coprire le spese normali in famiglia. Cioè tutti quelli che praticamente 20-30 anni fa, anche di più, 40 anni fa, avevano comunque la possibilità di una qualità della vita dignitosa, oppure comunque vorrei dire quasi benestante, oggi faticano ad arrivare alla fine del mese. E la classe produttiva, i piccoli imprenditori hanno fatto la storia del nostro paese e vanno aiutati a crescere, vanno aiutati ad essere competitivi. Quindi bisogna favorire come dire, un sistema che non sia tra virgolette di ostacolo a chi ha idee, a chi ha voglia di rischiare, a chi svolge il proprio lavoro con grande passione, perché in tutti gli esempi che lei ha fatto sono persone che oggi spesso nel loro lavoro mettono molta passione, che a volte non è neanche giustificata dal corrispettivo economico che poi ricevono. Quindi io partirei dal basso, cioè dall'alto non abbiamo grandi esempi, ma dal basso abbiamo grandi esempi. Sì, ma vanno supportati però, professore, si aspettano ancora un po'. Abbiamo Renato da Chioggia, vai Renato, ciao. Buongiorno, bellissima signora. Un saluto al professore che quando parla mi sembra di ascoltare il libro Cuore, nel senso buono, che sia ben chiaro. Signor professore, illustre professore, io l'ammiro nel suo parlare, però guardi che insegnare su una cattedra è una cosa, mi sono nato per le cali lecciosa, è tutto diverso. 95 milioni ai senatori, bravi, mi fosse loro che chiederei 150, parlo italiano se no non si capiamo. Ecco. 95.000 euro l'anno? Sì, all'anno, beati loro, mi domanderà le 150, tanto dopo me li danno lo stesso, perché il popolo italiano cosa vuole. Poi dico una cosa, arrivano soldi da Bruxelles, bene, benissimo, ma se non mettiamo a posto il scolapasta, qui li aveva persi tutti. Prima di fare una cosa bisogna mettere a posto il scolapasta, perché il scolapasta, se c'è buchi, addio soldi, fra un periodo di anni ce l'hanno dati, e se troviamo debitori, cioè se troviamo creditori, e questi soldi li vuole. Se abbiamo a basso reddito di cittadinanza, tasse non pagate, e fanno bene, in quest'Italia fanno bene. Sto parlando provocando ovviamente, che sia ben chiaro, perché non cambierà mai niente. Il signore della pubblica istruzione prima ha parlato illustrando un problema grandissimo, 50 anni più che si va avanti in questa maniera, e lei con queste trasmissioni ogni giorno riempie le orecchie della gente, ma è impossibile che non si cambia mai niente. Però quando andiamo a votare, 2 o 3 mesi prima, eccoli da lontano, ciao, e te neanche il foglietto in mano, e tutti che no, io non vado più a votare, e tutti che va a votare. Cambiamo idee. Buongiorno al professore e a lei signora, buongiorno. Grazie al nostro Renato, prego professor Minello. Beh, intanto ringrazio Renato degli apprezzamenti. Devo dire che il riferimento al libro Cuore mi piace, perché il libro Cuore, il messaggio è anche che in un certo senso è un messaggio di responsabilità, perché ripercorrendo la trama del libro il messaggio è un po' che le cose ce le dobbiamo anche guadagnare nella nostra vita, e che niente è dovuto. Quindi se questo riferimento, io sono uno di quelli che le cose se le guadagnano, appunto, e cerca di farlo bene, e come me tanti, perché il punto è proprio questo. Il problema è che
dovrebbe esserci un maggior senso di responsabilità, un principio di responsabilità che è quello che l'Europa ci chiede. Quindi anche quando ci presta dei soldi, attenzione, faccio un esempio concreto: oggi nella nostra regione, in Veneto, per i prossimi anni ci saranno circa 800 miliardi di euro di finanziamenti a fondo perduto, quindi ripeto, a fondo perduto, che non dovranno essere restituiti, che entrano in conto corrente delle imprese per progettazioni di vario tipo, per strutturali, per formazione, per digitalizzazione, per sostenibilità. Quindi dobbiamo essere, come dire, consapevoli che abbiamo delle risorse. Queste risorse, ripeto, sono cofinanziamenti a fondo perduto, non vanno restituiti. Sì, tanto è vero che qualcuno vuole fare il terzo mandato perché sanno che arrivano tutti questi milioni di euro. Non è una questione di mandati, eccetera. Questi sono soldi che arrivano dall'Europa e che, indipendentemente da chi ci governa, se abbiamo progetti li possiamo spendere, li possiamo investire. Se non ci sono progetti o non sono coerenti... vedrà che li faranno i progetti, ci mancherebbe. Quando sentono profumo di soldi, professore, vedrà professore cosa succederà, vedrà, perché io li sento, forse siamo anche in una televisione, si sentono tante cose e anche tanti profumi, professor Minello. Professore, siccome siamo proprio in chiusura, ma voglio farle anche questa ultima ritornando al MES. Perché Meloni e Salvini la tirano così lunga quando anche addirittura Giorgetti ha detto guardate che non è proprio così male, perciò c'è anche questa spaccatura interna, quando tutti gli altri paesi europei l'hanno firmato? Secondo lei perché questo? Perché non sono preparati, perché cercano di prendere tempo, ma loro l'hanno sempre contestato? Prego professore. Ma allora il meccanismo di stabilità... Spieghi anche un pochino magari per quelli che ci sono messi magari in ascolto adesso cos'è questo MES, che finalmente riusciamo a capirlo e grazie a lei. Sì, il MES è un cosiddetto fondo salva stati, cioè nel senso che l'Unione Europea concede dei prestiti a quegli stati. Pensiamo alla Grecia, pensiamo al Portogallo, pensiamo anche all'Irlanda, alla Spagna in taluni momenti, a Cipro e quant'altro, che sono dei prestiti quando ci sono dei crisi, la crisi degli stati, dei fondi, anche dei fondi sovrani, debito pubblico e quant'altro. Questi prestiti vengono erogati però a fronte dell'impegno da parte del paese beneficiario di politiche di risanamento e di riforme che devono essere approvate dalla Troika, cioè dalla Banca Centrale, dalla Commissione, dal Fondo internazionale. Quindi che cosa succede quando un paese dovesse chiedere, come ha fatto la Grecia per esempio, questi finanziamenti? Deve rimettere in linea un po' la propria finanza, quindi deve fare delle riforme istituzionali, dei tagli alla spesa, quindi deve come dire, utilizzare queste risorse a fronte però di un risanamento del bilancio dello Stato. Questo è un po' in concreto. Che cosa succede se, come dire, chi è contro il MES? Perché è contro il MES? Diciamo che le argomentazioni sono di due tipi. La prima è di natura finanziaria, perché chi è contro dice se noi chiediamo soldi all'Europa poi in un certo senso siamo, come dire, dobbiamo rispettare dei programmi di riforma istituzionale che magari a noi non piacciono e quindi in un certo senso dipendiamo da loro dal punto di vista finanziario. Dal punto di vista politico questa dipendenza diventa appunto una sorta di allineamento, cioè nel senso che dal punto di vista politico lo Stato, secondo i critici, sospenderebbe un po' la sua indipendenza, la sua autonomia, cioè nel senso che
i partiti dicono, chi è contro dice le riforme non le stabiliamo noi, non le stabilisce il popolo italiano, ma le stabiliscono le burocrazie, no, di Bruxelles. Chi invece è favorevole al MES, ripeto, oggi praticamente tutti i paesi europei hanno ratificato, pensa che quando ci sono elevati problemi di finanza, di crisi politica, come è stata anche nel 2008, 2009, 2010, il MES è stato approvato nel 2012, no? Ritengono che i danni causati come dire, da queste crisi non affrontabili con risorse proprie sarebbero ancora maggiori rispetto comunque al fatto che questi prestiti poi un domani dovrebbero essere restituiti. Ma soprattutto chi crede nel MES dice tutto sommato saremo costretti a fare delle riforme anche istituzionali che noi non avremo la capacità, la forza di imporle al proprio interno. Quindi sono due come dire, visioni totalmente differenti. Io personalmente propendo per la firma del MES perché ritengo che sia uno strumento che va a diminuire il rischio paese e quindi diminuendo il rischio paese diminuisce lo spread e diminuiscono i tassi di interesse. Cosa che invece adesso sta accadendo esattamente il contrario, perché i tassi di interesse poi a livello internazionale riflettono il rischio paese che c'è all'interno. Quindi io sono favorevole al MES, la ratifica non comporta vincoli, non comporta obblighi in questo momento e qualora ci fosse bisogno di questi finanziamenti, questi finanziamenti sarebbero accordati, ma come giusto che sia, come dire, anche seguendo un piano di risanamento. È come se qualcuno mi chiedesse un'offerta e io avrei piacere che se faccio un'offerta, quell'offerta venga spesa bene da parte di questa persona, anche se poi non la restituisce, ma almeno che sia spesa bene. Quindi quello che ci chiedono è attenzione, ma questo guardi, è in generale, non solo il MES, ma tutto quello che riguarda l'Europa. Loro ci dicono, guardate che soldi ce ne sono come prestito, ce ne sono come finanziamento a fondo perduto, quello che vi chiediamo è che siano o spesi bene o comunque che adottiate delle riforme, dei cambiamenti che in un certo senso evitino il ripetersi in futuro delle stesse situazioni. È evidente che su questo chiaramente ci sono divisioni e queste divisioni però mettono in stallo il paese. Questo è il concetto secondo me di base. Forse non si rendono conto di questo, ecco, forse la politica, basta vedere anche col commissario straordinario che ce la stanno ancora giocando per trovare il nome, mentre l'Emilia Romagna è in ginocchio, capite bene che questo paese ha bisogno invece di accelerare, come sta spiegando benissimo il professor Alessandro Minello. Professore, devo salutarla, spero di rivederla presto perché veramente, come ha sentito a casa, hanno piacere di ascoltarla perché sa spiegare le cose. Il libro Cuore l'ho letto perché è un libro che arriva al cuore, nel senso che lei ha spiegato bene come stanno le cose, finalmente riusciamo a capirci qualcosa, perché non è che parlano difficile, è che non sanno parlare, non sanno spiegare, perché sono degli incompetenti, non tutti ma una buona parte. Grazie al professor Alessandro Minello, economista, buona giornata professore. Grazie a lei Mirella, grazie a tutti. Grazie, pubblicità. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Giancarlo Gazzola, vi spiegherà perché è qui ancora il nostro Giancarlo Gazzola, perché questi movimenti si stanno muovendo, si vede un po' di luce nel tunnel, vedremo se questa luce ometteranno, capiterà che butteranno della ghiaia, del fango, dei cropani grandi così per ostruire l'uscita, perché sotto c'è sempre un business pazzesco che non riguarda la salute, l'ambiente, come si può dire, anche l'equilibrio che abbiamo
abbiamo, ma qualcos'altro. E poi abbiamo collegato da Udine il professor Stefano Filacorda, docente del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali all'Università degli Studi di Udine. Allora, professor Filacorda, io partirei proprio con lei. Allora, questi giovani che sono molto attenti all'ambiente, soprattutto sulle associazioni che si occupano di animali, vediamo molti giovani, li vediamo solo là, dalle altre parti il mondo del volontariato è con la canna da gas, però questi giovani che stanno cercando in qualche maniera di far capire che hanno bisogno di un ambiente pulito, il territorio, proprio un equilibrio con la natura. Cosa ci dice? C'è questo equilibrio della natura con la natura da parte delle forze politiche, professore? È una domanda difficile. Io penso che le forze politiche siano soggette a tutta un'azione di pressione da parte di portatori di interessi diversi, per cui si muovono in funzione di questo più che di cercare un reale equilibrio con le risorse naturali e con l'ambiente naturale. Però, professore, il futuro sono i giovani. Sono i giovani il nostro futuro. Abbiamo una popolazione che sta invecchiando, però abbiamo anche dei giovani, come diceva il professor Crepette, dobbiamo un po' coccolarli questi giovani e dargli il giusto rispetto che meritano, perché non tutti sono delinquenti drogati, ci sono delle menti eccelse, basta guardare nell'informatica, in tutti quei settori che veramente fanno capire che abbiamo dei bravissimi giovani, o sbaglio? No, allora, a parte che vi chiedo una questione tecnica, un ritorno che mi dà fastidio. Adesso lo sistemiamo, proviamo, sì. Ecco, provi a rispondere, poi sistemiamo, professore. Sì, allora, secondo me quello che sta avvenendo adesso per il rapporto tra i giovani e la natura è un processo importantissimo, perché i giovani non si occupano più di politica o si occupano molto poco di politica. Io sono una persona che ha vissuto la coda degli anni 70, no? Come impegni politici da una parte o dall'altra e via dicendo, per cui ho visto e vedo nei miei studenti un completo disinteresse rispetto a quello che è stato, diciamo così, il percorso che abbiamo fatto noi degli anni 60, nati negli anni 60. E invece si stanno avvicinando in maniera incredibile a quelli che sono i valori della natura, dei diritti degli animali e via dicendo. E secondo me questo è un processo molto interessante, perché diciamo anche attraverso questo processo si possono innescare dei percorsi di natura politica, etica e via dicendo. Per cui sono un patrimonio incredibile, partendo dalle giovani generazioni, per cui partendo proprio dai bambini e dalla sensibilità che hanno fino ai ragazzi dell'università, e quindi sicuramente noi è un nostro impegno anche come in termini di generazione di classe dirigente politica, di insegnanti e via dicendo, fare in modo che loro possano avere una dignità e un percorso dignitoso in termini di possibilità di lavoro. In questo l'ambiente è una chiave di volta, secondo me, e su questo secondo me bisognerebbe fare tutta una serie di discorsi. Io penso che ci sia qualcosa, adesso uso una parola forte, ci sia qualcosa di profondamente rivoluzionario nell'approccio che c'è nei confronti della natura da parte dei giovani e anche nei confronti dei diritti degli animali, con tantissime contraddizioni, però che ha dei semi molto interessanti. Molto bene, grazie veramente professor Filacorda, sta spiegando anche lei molto bene che dobbiamo credere a questi giovani, abbiamo pochi ma li abbiamo e cerchiamo di capire che forse loro ci indicheranno la strada giusta. Guardate che è molto importante quello che ha detto il professor Filacorda. Giancarlo Gazzolla, presentati. Sì, buongiorno a tutti, saluto anche il professore, sono Giancarlo Gazzolla, vicepresidente di un'associazione internazionale che si chiama Mountain Wilderness, siamo degli alpinisti e appassionati di montagna che cerchiamo in qualsiasi maniera di opporsi alla devastazione delle montagne.
volevo collegarmi con il discorso che condivido in pieno del professore riguardo i giovani. I giovani sì, sono il nostro futuro, è vero che si stanno occupando di tutela ambientale e quindi siamo ben orgogliosi. Il problema è che non li lasciano lavorare quelli bravi. Vi porto un esempio. Nel 2021 c'è stata una dimostrazione di alcuni studenti di un liceo artistico di Trento che hanno manifestato nella giornata della tutela ambientale, della salvaguardia dell'ambiente, del pianeta, e si sono messi nella scuola, hanno protestato con degli striscioni e la preside li ha denunciati. Ha denunciato questi ragazzi per aver interrotto le lezioni scolastiche e quant'altro. Con questa denuncia i ragazzi adesso devono subire un processo e sono stati dichiarati colpevoli, e adesso vedremo con i prossimi processi, che dovrebbero pagare addirittura 50.000 euro di multa oppure 6 mesi di carcere. Noi siamo andati su l'altro giorno come Monta Wilderness e altre associazioni, c'era anche l'ANPI, c'erano i Verdi Europa, per sostenere questi ragazzi davanti al tribunale perché c'era il processo a questi 4-5 ragazzi che avevano per un striscione all'esterno della scuola, e la preside li ha denunciati. Quindi questi ragazzi bravi che protestavano, come in tutto il mondo si protestava per la tutela del nostro pianeta, della salvaguardia dell'ambiente, e sono stati denunciati. Quindi allora quelli bravi col 9 il ragazzo che spara alla professoressa con i pallini di gomma, e denunciamo quei ragazzi che espongono uno striscione per magari una qualità di vita migliore. Cosa ne pensa, professor Filacorda, di quello che ha detto Gazzola? Ma penso che sono cambiati molti tempi, no? E, quindi io mi ricordo appunto quando ero al liceo in cui si potevano fare le assemblee non autorizzate o gli scioperi non comunicati, e c'era un fermento che poi ha avuto tutte le contraddizioni, anche il dramma di quel fermento di quegli anni, grazie al quale purtroppo c'è, o fortunatamente c'è anche una situazione come la nostra, o almeno di apparente democrazia. Adesso tutto questo viene da una parte molto bloccato in termini da parte di quelle che sono le autorità, ma soprattutto secondo me c'è una cosa ancora più pericolosa, viene snobbato da parte delle generazioni tipo della mia età. Cioè i ragazzi giovani vengono considerati come delle persone che non sono in grado e non sono mature per affrontare certi temi, e quindi vengono snobbate per questo. Per cui non so quello che è peggio, no? È comunque, diciamo così, un indicatore di quello che vengono considerati i giovani, nelle loro contraddizioni, perché se vedete anche le manifestazioni che fanno contro il cambiamento climatico, anche andando, diciamo, in maniera evidente, no? A comunque, diciamo, non danneggiare, però a interagire con certi valori artistici nostri. È chiaro che anch'io su quello sono assolutamente perplesso, no? Però si rischia, tornando al discorso di prima, in tutti questi modi, questo non vuol dire che bisogna non rispettare le regole di convivere, si rischia di non dargli, ma questo anche all'interno dell'università, di non dargli quello spazio giusto a queste nuove generazioni, perché siamo convinti, e penso che sia un problema di tutti, che in realtà siamo noi proprietari del sapere, noi proprietari di quello che è il migliore modo per vivere, e spesso non li consideriamo come un valore aggiunto e come, diciamo così, un elemento di riflessione, perché mi immagino che questi ragazzi questo diciamo così, manifestazione l'avranno fatta a favore di qualcosa o contro qualcosa, e quindi bisogna andare anche a capire che cosa volevano dire, no? Ripeto, nel rispetto delle regole. Però il filo comune è quello di snobbarli, questo è l'aspetto più grave. Per forza, professore, li snobbano, perché hanno capito che hanno le idee chiare, che vogliono centrare l'obiettivo, ma per loro, per la politica, l'obiettivo è qualcos'altro, che non capisce, funziona così. Dobbiamo anche parlare chiaro, perché se continuiamo a dire che veramente non è vero e questi giovani sono solo delinquenti, perché i messaggi che arrivano sono quelli drogati, che non hanno manualità, che non hanno voglia di fare niente, che vivono con
reddito di cittadinanza, capisce che il messaggio che arriva è devastante per loro, che capiscono che qualcuno li sta veramente snobbando, ma facendogli anche molto male. Prego Gazzolla. Questo è il problema, che hanno capito i nostri grandi politici che questi ragazzi veramente stanno incidendo nell'argomento importante e vanno a intaccare i propri interessi, e quindi loro sono molto spaventati dai giovani, anche se non lo fanno vedere, oppure usano questi termini di denunce e quant'altro, di intimorire i giovani, perché vogliono far mancare la democrazia in questo modo qui, perché non è possibile non ascoltare i ragazzi, e hanno dei valori importanti. Non è che reclamavano o protestavano per delle cose inutili oppure distruggevano chissà che cosa, avevano messo uno striscione semplicemente di protesta perché era la giornata importante. Però alla politica dà fastidio questo, come dà fastidio quando noi facciamo le manifestazioni, perché andiamo a dire le cose come stanno e loro non vogliono sentirle perché gli rovinano il loro giocattolo. Questa è la verità. Tanto è vero che sembra che il male che adesso sta subendo il territorio è colpa degli ambientalisti, perché dicono sempre no. Questo è il messaggio che stanno cercando di far passare. E io ho avuto un ospite che ha detto: se per cortesia volete spiegarmi, ecco, quali no abbiamo detto e su cosa, forse è troppo capiremo meglio, perché è troppo facile sparare nel mucchio. Ma soprattutto questi ragazzi che, come ha detto Gazzolla, sono molto attenti. Io li ho ospiti, pensate loro con l'intelligenza artificiale cosa riescono a fare, sono giovani, stiamo parlando di giovani. Io ho avuto dei ragazzi che hanno fatto dei robot meravigliosi, ecco, nei laboratori scolastici meravigliosi, e forse questi, quando io li porto e parlano, guardi professore, a casa rimangono, come si dice, con la bocca aperta, nel senso che sono bravissimi, competenti, si confrontano come con le telecamere, come le avessero sempre frequentato l'ambiente, perché sono preparati, sono intelligenti, sanno comunicare. Cosa dice professore, o sbaglio? Ma sì, sanno comunicare. Ovviamente non possiamo negare che c'è un profondo stato di disagio, no? Nei nostri giovani. Io porto l'esempio, e secondo me è anche una questione anche un po' sociale ed economica del nostro paese in particolare. Io ho la fortuna di insegnare anche a Bolzano, dove tra l'altro ho un corso di laurea internazionale, dove ci sono studenti che vengono da tutto il mondo, no? E quello che io posso notare è una profonda differenza tra gli studenti italiani, gli studenti d'Oltralpe, piuttosto che gli studenti che vengono dal Nord America o dai paesi del Nord Europa. E questo ha avuto una conferma anche andando di recente a un convegno molto grande sui lupi, che è un altro tema molto diciamo discusso in questo momento. È caduto? Vediamo. Mi sentite? Sì, adesso sì professore, sì, perché è molto interessante. Infatti stavo chiedendo ai lupi, gli orsi, perché dobbiamo anche capire com'è la situazione. L'ho invitata anche per quello, ma sembrava che fossero invasi da questi meravigliosi animali. Prego. Sì, ecco, solo per chiudere questo discorso, proprio in questo convegno in Nord Europa ho incontrato molti ragazzi italiani che lavorano in Svezia, in Norvegia, che poi sono gli stati che hanno anche delle contraddizioni nella gestione delle risorse naturali abbastanza evidenti, ma che nei confronti dei giovani hanno una politica completamente diversa dalla nostra. E mi raccontavano che un ragazzo che ha 20, 22 anni, 24 anni vuole uscire di casa, vuole anche fare, tra virgolette, famiglia nelle varie declinazioni che la famiglia ha in questo momento, ha un supporto sociale incredibile. E quindi dobbiamo pensare anche che noi siamo veramente, parliamo tanto ma non andiamo verso quello che è mettere in condizione questi ragazzi di potersi esprimere. Per cui dopo sì, abbiamo degli alti valori di comunicazione, di sensibilità, ma abbiamo anche delle difficoltà oggettive per far crescere questi ragazzi. E quindi è un problema strutturale, secondo me. Sì, ma bisogna anche risolverlo dando contro a loro, perché finché gli facciamo pagare una stanza 600-700 euro per studiare, perché non hanno la possibilità di trovare altro, per non parlare poi delle grandi città, capisce bene che questi giovani veramente pensano: ma su che paese sto vivendo io, ma dove si vuole andare a parare in questo senso. Parliamo anche di lupi e di orsi. Com'è la situazione, professore?
Dipende dai punti di vista. Dal suo punto di vista a me interessa, gli altri l'ho già sentito e delle volte mi viene la pelle d'oca perché sono di un'ignoranza, perché ignorano naturalmente la realtà. Prego, professore. Ma come si chiama? La situazione puramente numerica in questo momento per il lupo è una situazione di grande, diciamo così, successo ecologico, come si suol dire. Abbiamo quasi 4.000 lupi in tutta Italia, per cui una specie che sta dimostrando un grandissimo adattamento e successo. Per quanto riguarda l'orso, purtroppo sapete anche quello che è avvenuto a Trento, abbiamo una situazione di circa un centinaio di orsi a Trento, una cinquantina nel centro Italia e qualche orso tra il Veneto e il Friuli. Tra l'altro uno che stiamo monitorando è proprio il Veneto in questo momento, e quindi due situazioni diverse. La lince è stata reintrodotta, la natura secondo me sta prendendo di nuovo spazio. È chiaro che qua si aprono dei discorsi molto delicati, no? Adesso mi fa anche piacere avere un Gazzolla presente e tutto. È chiaro che in tutto questo uno può fare il tifo per la natura, può fare il tifo per l'attività umana, no? Però a proposito di giovani dobbiamo pensare che seppure pochi, ci sono molti giovani che vivono sulle nostre montagne e faticosamente, con grande passione, amando gli animali, stanno cercando di mantenere e recuperare le attività zootecniche. È chiaro che questa situazione in cui c'è un'alta presenza di carnivori, soprattutto in alcune zone, rappresenta un elemento di ulteriore difficoltà per questi ragazzi. Guardiamo anche le immagini, per cortesia dalla regia, mandiamo anche le immagini che ci ha mandato Filacorda, andiamo a vedere. Prego, professore. Sì, e questo non vuol dire che io non sono per dei piani di controllo, ve lo dico subito. Io penso che esistano tecnologie tecniche che possono, diciamo così, limitare il rischio della presenza di questi animali in termini di danni alle attività umane, no? Per cui è possibile, diciamo, attraverso l'investimento di risorse, riuscire a trovare un bilanciamento. Però secondo me non dobbiamo correre il rischio, questo ad esempio l'orso Francesco, un esempio, questo è un orso che viene dal Trentino, era considerato un orso pericolosissimo, doveva essere abbattuto, M4, figlio di KG2 che è stata abbattuta, l'unica femmina abbattuta fino adesso autorizzato, e lui è venuto in Friuli e noi, diciamo, l'abbiamo gestito abbastanza bene, attraverso un collare satellitare, informando gli allevatori del passaggio di questo animale. È chiaro, non è sempre possibile, però si può fare questo tipo di sforzo. Anche qua è una questione sociale, economica e politica. Certo, professore, anche perché se continuiamo a costruire sempre più in alto, ecco, invece di fare i centri commerciali in pianura, adesso cominciamo a farli nell'alta montagna, costruiamo alberghi, villette, appartamenti, poi darà fastidio, come dico sempre, anche l'Aquila, perché ci ha fregato il panino, capisce bene che forse qualcuno deve fare un passo indietro. Adesso c'è anche il problema delle croci, vogliamo capire anche con Gazzolla, queste croci che sono molto alte, sembra che il problema adesso sia le croci, cosa che mi diceva Gazzolla, togliere le croci, che non è assolutamente vero. No. Eppure stanno distogliendo l'attenzione, ecco, su qualcosa che non è un problema. Prego. No, in questi giorni, a parte che dopo volevo parlare anch'io un po' del lupo e dell'orso, perché non è così pericoloso come lo stanno definendo, ma dopo ci ritorniamo magari col professore che ha già giustamente accennato com'è la realtà vera. Le croci, cos'è questo problema che sta suscitando un po' di scalpore in questi giorni sia sui giornali che anche sulle televisioni nazionali? Perché è uscito in una rivista del CAI che si chiama Lo Scarpone, di un collaboratore del CAI che scrive su questo giornale, dove lui si era collegato a un incontro che era stata fatta all'Università Cattolica, dove era stato presentato un libro di Ines Millesimi che citava appunto le croci di vetta in Appennino, questo libro, no? Allora era uscito che su questo convegno sembrava che il CAI non volesse più le croci in montagna, anzi bisognava togliere tutte le croci vecchie che già esistevano e quindi togliere tutto. Non è così la realtà. La realtà è stata detta che non vogliamo più le croci in montagna, ma quelle nuove, non vogliamo
castelli enormi, non vogliamo statue religiose o quant'altro, perché ormai stava diventando una moda che ogni cima di montagna, anche bassa, bisognava costruire o un Cristo pensante, come è già stato fatto al Passo Rolle, o come la croce che volevano installare sul Monte Baldo nella provincia di Verona, alta un sacco di metri, che era proporzionata a un'altezza di un condominio di 6 piani. Quindi vogliamo costruire sempre più in grande, e quindi era stato detto basta fare queste strutture qui devastanti, perché poi si cerca con queste croci o con queste strutture religiose di portare un turismo, diciamo, religioso, tra virgolette. Ma questo cosa comporta? Comporta che poi bisogna costruire un bar là vicino, bisogna costruire i servizi, centro commerciale, allargare le strade dove ci sono mulattiere, perché bisogna portare su tutti, e lo scopo è questo di commercializzare la montagna a livello della pianura, e questo non va bene. Però non è stato detto, anche noi ambientalisti, che vogliamo togliere le croci, non vogliamo che questa storia di queste croci venga trasformata in una cosa commerciale, questa è la verità. C'è un là per dare inizio a qualcosa che non vi appartiene. Ecco, la cosa che mi ha stupito è che la politica è intervenuta su queste cose, come se la politica in questi tempi non avesse altro da fare, perché si sono espressi, io ho gli articoli dei giornali, sia Salvini che ha detto dovete passare sul mio corpo se vogliamo togliere i crocifissi, addirittura la ministra Santanchè ha detto che questa è addirittura basita di queste osservazioni che abbiamo fatto, ma non abbiamo detto nulla di grave, abbiamo solo detto che questa montagna con queste croci non deve diventare un centro commerciale. Mi sembra anche giusto. Questa è la cosa vera. Torniamo ai lupi e agli orsi. I lupi e gli orsi, poveri questi animali, devono vivere nel loro ambiente. I lupi sono sempre stati qui nel nostro territorio in Italia, poi erano un po' spariti, ma adesso stanno ritornando, lasciamoli che ritornino, conservano la natura, l'ambiente, gestiscono loro un po' la situazione degli animali. E l'orso va bene, l'abbiamo importato ma ricordiamoci che tanti anni fa l'orso c'era qui da noi, è stato distrutto perché dava fastidio e adesso è ritornato, ben venga. Il problema è che stanno tutti urlando attenti al lupo, attenti al lupo, attenti all'orso, e bisogna ucciderli tutti perché non riusciamo più a lavorare con questi animali in montagna. Si può vivere, come ha detto il professore, basta collaborare e mettersi in maniera corretta tutti a un tavolo intorno e gestire la situazione in maniera... Come fanno in altri paesi. Come fanno in altre zone dove il lupo e l'orso c'è sempre stato e ci convivono benissimo. Non si può continuamente a dire attenzione all'orso, al lupo, peccato, è successo quella storia purtroppo di quel ragazzo che è stato ucciso, ma cosa volete fare? Sono cose secondo me che succedono in qualunque ambiente. È successo, per carità, era meglio che non succedesse. Però tanto è vero che la mamma di questo giovane non se l'è presa con l'orsa, ma se l'è presa con chi doveva attenzionare la zona, investire, perché qui si parla di investimento, di segnaletica. Certo. Tu vai su quel luogo là, però io ti metto dei segnali che devi stare attento. O sbaglio, professore? Bisogna investire, prego. Ma sì, purtroppo la comunicazione è un elemento importantissimo, no? Adesso da quel fatto gravissimo e drammatico praticamente è nata una situazione che colpisce, io l'ho scritto una volta, colpisce sia gli orsi, i lupi, perché tutti sono terrorizzati. Io vedo anche quando mi incontro con le persone, alla fine la gente vuole sapere se questi animali attaccano o non attaccano, quanto sono pericolosi, no? E quindi siamo passati in un livello che non va bene, e dall'altra parte è anche penalizzante per chi vive in montagna, no? C'è una situazione veramente molto molto delicata, perché se da una parte io concordo che gli animali selvatici hanno diritto di vivere sulle nostre Alpi, dall'altra parte però bisogna anche pensare che le nostre Alpi o le nostre zone di montagna, ma anche le zone di pianura, hanno delle presenze umane e anche di attività che, ricordiamo, mantengono anche la bellezza del paesaggio, la biodiversità e via dicendo. Soprattutto sono attività legate alle produzioni agricole e zootecniche, e sono quelle che stanno rischiando di venir meno. Cioè la montagna, le Alpi, io l'altro giorno sono partito da Bolzano e ho voluto attraversare tutte le Alpi passando per la Val Badia, per la Val Gardena, per Cortina Malpezzi. Cioè, quali sono le montagne che noi vogliamo? Vogliamo delle montagne in cui il turismo
di un certo tipo, sciistico o escursionistico, di un certo tipo di grandi masse di persone, diventi l'unico modo per vivere la montagna, e dopo oltre questo ci sono solo boschi dove possono vivere gli orsi e i lupi, o vogliamo una montagna che ancora mantenga delle presenze di persone che lavorano con gli animali domestici e che noi cerchiamo di supportarli per trovare un equilibrio con la presenza degli animali selvatici? Però bisogna capire anche qual è la vera visione economica e politica delle nostre montagne. Su questo dobbiamo fare un ragionamento. E io Professore, la interrompo un secondo perché sennò mi cade la linea. Abbiamo Luciano da Padova. Vai Luciano. Salve, buongiorno. Buongiorno. Volevo solo dire che con questa storia ci saranno pochissime persone che vanno per i boschi, perché solo un matto va per i boschi a incontrare un orso e portarsi dietro l'accendino, o per capirlo o per analizzarlo, perché quando una bestia così magari ai cuccioli o ha fame, del peso dei 300-400 kg, ci vuole, non basta il psicologo. Quindi hanno ridotto il turismo almeno 50% in montagna. Mi dispiace, saluti. Grazie Luciano, sentiamo il professore come risponde, poi anche Gazzola. Prego professore. Ma sì, questo è il risultato negativo di quello che è successo, perché non è stata gestita al meglio la situazione prima, per cui la sensazione che ha questo spettatore è la sensazione che ha il 90% delle persone, che non è giusta tra l'altro, perché manca tutto un certo tipo di, diciamo così, di cultura che ci permette, come nei paesi dell'est, nei paesi del centro Europa, del nord Europa, di andare nei boschi sapendo che possiamo incontrare i lupi non rappresentano un problema per l'uomo, però comunque bisogna essere prudenti, possiamo incontrare l'orso, possiamo comportarci e dobbiamo comportarci in un certo modo, e questo non ci deve impedire di andare in montagna, perché sennò siamo esattamente al punto di prima. Allora a quel punto lì il nostro modello di andare in montagna è prendere un impianto di sci. Io vado a sciare, non lo nego, sono contraddittorio in questo, non faccio solo sci, non faccio solo alpinismo, per cui anch'io vivo dei momenti anche di, diciamo così, di domande. Allora a quel punto lì il modo per poter vivere la montagna è viverla appunto nel fondovalle, nei paesi, negli impianti di risalita. Non voglio, non mi immagino montagna senza impianti di risalita, ma quel modello di turismo lì, e la gente non va più in montagna, nei boschi, ma a follia. Cioè, cos'è cambiato rispetto a 10 anni fa? Cos'è cambiato rispetto... È una questione di cultura, di sapere come muoversi in bosco. E adesso vede professore, se avessero fatto parlare persone esperte come lei, come Gazzola, a confrontarsi, ecco, la comunicazione sarebbe stata diversa. Invece chi è che parla sempre? Le persone che dovrebbero stare zitte, che non conoscono, che si inventano al momento la risposta perché magari non hanno neanche studiato, danno dei numeri che non sono reali, e poveretti le persone a casa poi recepiscono quello che sentono. Questa è la verità, per non parlare dei social o internet, di quello che viene detto, le fake news che sembrano delle verità. Marisa da Vedelago, poi sentiamo Gazzola. Vai Marisa. Pronto? Sì, prego. È caduta la linea. No, ti sento Marisa, vai. È caduta la linea. No Marisa. Niente. Prego Gazzola. Capisco le perplessità e le paure dell'ascoltatore di prima, però non è vero che non si può più andare nei boschi e che è diventata una cosa così pericolosa che la gente non possa più entrarci. Io nei boschi ci vado, non ho nessun timore. L'unica cosa, come diceva il professore, bisogna fare un po' di cultura, insegnare un attimino alle persone che devono andare di fare un po' di attenzione. Scusa perché ha richiamato Marisa, sì, che ha ripreso la linea. Prego Marisa. Ciao Mirella, buongiorno a tutti, vi è caduta la linea. No, ti sentivamo benissimo, eri tu che non ci sentivi, vai. Io no, ascolta Mirella, allora io volevo dire qualcosa che riguarda i lupi. Cioè, io non sono contro i lupi, però quando ho visto questi animaletti sbranati in questa maniera, gli asinelli, le mamme, le fattrici, queste cose qua mi cade il cuore Mirella. Allora, siccome ho sentito dire che servono anche perché loro sono quelli che eliminano le bestie, quelle più ammalate, quelle sì, che fanno un po' anche
pulizia, diciamo, non lasciano, che prendono le bestie più ammalate. E io dico no, non è vero, perché gli asinelli prendono quelli piccoli che non hanno la forza di scappare, prendono le fattrici che sono pesanti, che non possono correre, Mirella, è questo che mi dispiace, vedere queste cose. Non è che magari la gente ce l'ha su coi lupi, però fanno veramente dei disastri brutti, vedere queste bestiole sbranate in quella maniera è orribile, non si riesce neanche a vedere. È questo, tenerli, ma un po' o dargli da mangiare che stiano nei loro paraggi, e se no bisogna pensare a qualcosa, perché è brutto vedere anche queste robe, ecco, questo è il mio parere. Ciao, grazie Mirella, buona giornata ai tuoi ospiti. Grazie a te ciao. Marisa, allora sentiamo Gazzola e poi il professor Filacoda. Sì, dar da mangiare ai lupi è la cosa più sbagliata in assoluto, come dar da mangiare agli orsi. Gli animali selvatici si devono arrangiare, è la natura che è questa, non è che sono i lupi che sono cattivi o sono gli orsi cattivi. Invece noi ci comporteremo in maniera sbagliata avvicinando gli orsi e i lupi e dargli da mangiare, perché questo non è naturale. L'orso e il lupo deve essere lasciato libero di fare la sua vita come devono fare tutti gli animali selvatici. E comunque il lupo e l'orso non sono pericolosi di per sé se noi ci comportiamo in certe maniere quando entriamo nel bosco o nel loro territorio. Dobbiamo certo rispettare i loro spazi, non fare rumori strani e non andare a avvicinarsi con le macchine fotografiche perché vediamo l'orso che ha i cuccioli, perché allora lui si difende e fa il suo lavoro. Quindi c'è un po' che manca un po' la cultura a correre. o mettersi a correre perché dobbiamo scappare, perché vediamo l'orso o il lupo. Dobbiamo anche pensare, il professore potrà anche confermarlo, che l'orso ci sentirà e ci vedrà molto prima che noi vediamo lui. Quindi lui già scappa quando sente arrivare l'uomo. Se noi gli facciamo l'improvvisata proprio attaccato, allora lui si difende, naturalmente è un animale e ci aggredisce, ma se no l'orso e il lupo vanno via prima che noi li vediamo. Ma quello che io mi domando, anche culturalmente, anche questi ragazzi che sono molto vicini all'ambiente, anche nelle scuole, c'è questa informazione, ecco, questo iniziare a far capire questi animali meravigliosi, perché loro sono anche intrigati da questo. Cosa dicono i suoi studenti, professore, quando vedono queste immagini oppure sentono anche le dichiarazioni, le interviste che vengono fatte dalle popolazioni? Ecco, cosa dicono i ragazzi? Ecco, ci racconti, noi vogliamo sentire anche cosa dicono i ragazzi. Beh, interessante. Beh, prima di tutto però vorrei dire e ricordare che chi fa comunicazione, per cui i giornalisti, sono spesso i responsabili del clima che si viene a creare su queste spose, proprio perché ingigantiscono le notizie. Io sono scandalizzato da alcuni articoli che ci sono sui giornali e via dicendo. Non l'ho sottoscritta, io mi tolgo, però professore mi scusi, ma io faccio un'altra cosa. Non è niente nei suoi confronti, io parlo in generale. Ci sono giornalisti buoni e giornalisti cattivi, c'è un buon modo di comunicare la natura e c'è un cattivo modo di comunicare la natura, come in tutte le cose. Però questo influenza la paura. Per quanto riguarda, io le porto un esempio, scuole medie. Io lavoro anche molto per i giovani, piccoli, non i miei studenti universitari, e ho grandissime soddisfazioni. Porto l'esempio, sono andato in scuole, una in montagna, e dove i ragazzi mi hanno chiesto, erano preoccupati come andare in bosco e quindi avevano paura di andare in bosco. Una scuola invece vicino a Udine, quindi con un altro tipo di cultura anche per le famiglie e tutto, un ragazzo mi ha spiegato in maniera dettagliata come quello che era avvenuto drammatico a Trento era a suo avviso responsabilità delle persone, no? Quindi cosa voglio dirle? Che tutto cambia in funzione di dove una persona vive, che cultura familiare, in quale contesto vive, se è figlio di allevatori piuttosto che di insegnanti e vive in città, e la percezione è completamente diversa. Quando spesso nelle polemiche che si fanno si dice a voi, anche a Trento, parlate perché siete in città, è vero, cioè nel senso molte persone vivono la natura in maniera molto idealizzata, no? E questo non va bene.
Così come non va bene che dei ragazzi che vivono in montagna, per essere i primi a sapere come andare in bosco, ovviamente quando sono grandi, non da bambini da soli, devono saper andare, e quindi non deve essere neanche il messaggio del pericolo presente in ogni angolo, dovuto alla presenza dei lupi e degli orsi. Per cui è una questione di cultura, una questione di comunicazione, deve trovare un giusto equilibrio. I ragazzi dell'università, è più facile, perché gli si spiega come gestire questi animali e loro partono da un'idea, ma poco tempo, secondo me, cambiano la loro prospettiva, perché gli si dà informazione, non gli si dà solo paura, non gli si dà solo una posizione preconcetta che è contro il lupo o contro gli orsi, no? O contro gli allevatori. Gli si spiega come si può cercare di trovare un punto di equilibrio. E i ragazzi lo capiscono. Certo. Siamo noi che... No, ma basterebbe anche che gli amministratori investissero di più sul territorio, specialmente in zone particolari, in maniera che le persone arrivano, leggono, perché giustamente non tutti sono informati, magari perché non si è sentito, non si è voluto capire, ma se io leggo quel cartello che mi dice attenzione perché ecco, puoi incontrare, ecco, capisce che già questo è una cosa importante. Ma perché non si investe, Gazzola, in cose importanti come queste che metterebbero anche in sicurezza, di più in sicurezza il territorio? Ma perché probabilmente più di tanto non interessa fare altre cose, no? Interessa per esempio a sviluppare sempre di più, costruire verso le montagne, togliere sempre più bosco, quindi togliamo territorio a questi animali selvatici che ci fanno compagnia. Basta vedere per le Olimpiadi cosa è per le successo. Olimpiadi, per le proposte che stanno facendo anche in Regione Veneto, dove bisogna costruire dei rifugi, delle case di vetro sopra i 1600 metri dove fino adesso non si poteva costruire, perché bisogna portare sempre più il turismo in alta quota, sempre più fare schiamazzi, così gli orsi e i lupi vengono verso le città perché non trovano più da mangiare nel loro territorio, quindi si avvicinano di più alle città, ai paesi di montagna, e scendono perché gli stiamo togliendo il loro territorio. E quindi continuiamo a fare danni noi esseri umani verso questi animali. Non sono loro che sono pericolosi, siamo noi pericolosi per noi stessi e per gli animali. E questo è il problema vero. E la nostra politica non sta facendo nulla riguardo a questo. Pensiamo alle Olimpiadi, pensiamo di investire miliardi di euro, non milioni, miliardi di euro sulle Olimpiadi che dureranno un mese, e poi cosa faremo? Stiamo distruggendo l'ambiente, per non parlare della famosa, che io le cito sempre, famosa pista di bob, che adesso siamo arrivati a 125 milioni di euro per una pista che poi andrà a finire che nessuno la userà più, invece che potremo andare a Innsbruck a usarla in maniera gratuita, perché il governo austriaco ha detto ve la diamo gratis, pagherete solo il noleggio che quando la userete, quindi questi soldi potrebbero essere usati anche per queste cose qui. Ma la visibilità però esatto, ma è perché appunto il discorso dell'orso e del lupo fa cine sui giornali per alcuni giorni perché magari succede l'incidente e dopo basta, non se ne parla più, però dopo la gente ha paura di entrare, no? Se non la informiamo e non la educhiamo giustamente. Però è importante mettere sulla facciata la medaglietta delle Olimpiadi, no? Che siamo stati bravi, le abbiamo organizzate, che tutti gli altri paesi del mondo le hanno rifiutate, le Olimpiadi mondiali di Cortina, le Olimpiadi invernali. Però nessuno lo dice. Sembriamo che abbiamo vinto le Olimpiadi perché le abbiamo avute in Italia. E perché? Perché siamo stati gli unici a partecipare, perché tutti gli altri le hanno rifiutate. Bella vittoria abbiamo avuto. Professor Filacorda, ma a questo punto dobbiamo parlare del rispetto dell'ambiente che è dovuto, i valori, la storia. La storia ci insegna molto, l'Emilia-Romagna insegna molto. Guardate che se non rispettate la natura e le regole della natura, la natura quando si sveglia si riprende tutto senza tanti complimenti. L'abbiamo visto, voi continuate a seminare una monocultura, poi arriva l'acqua e non ti ferma più. Ecco, questo è il rispetto per l'ambiente. È quello che forse i giovani sentono e forse un domani si rimerà qualcosa di questo ambiente meraviglioso, questo giardino d'Europa che tutti ci invidiano. Prego, professore. Sì, io ripeto quello che ho detto prima, cioè secondo me in tutto questo si sono polarizzate le cose, no? Da una parte quest'idea della natura selvaggia, io capisco anche la posizione di Gazzola e il suo sentire, la sua sensibilità, no? Ed è bellissimo, però dall'altra parte c'è un'altra natura, che è quella gestita dall'uomo in maniera tradizionale, antica, che è quella che però ha mantenuto di più certi tipi di paesaggio.
Noi parliamo tanto, abbiamo parlato, no, di impianti, di portare la gente in quota, dall'altra parte della presenza dei lupi e degli orsi, mi va benissimo, però io voglio, o almeno nella mia idea, è importantissimo mantenere un certo tipo di uso del territorio che è legato a un certo tipo di agricoltura, a un certo tipo di attività del primario, che mantiene il paesaggio e paradossalmente evita anche le interazioni negative, perché se io tengo, faccio un esempio molto banale, se io ho dei grandi alpeggi e comunque c'è spazio di grandi superfici boscate sulle nostre Alpi. Ricordiamo che l'Italia è uno dei paesi in cui sta aumentando di più la superficie boscata, ma dove poi si va a costruire male, si va a costruire frammentando questo tipo di continuità. Ecco, in tutto questo manca e sta venendo meno, soprattutto in alcune province, in alcune regioni delle Alpi, questo uso tradizionale della montagna, che è l'agricoltura. Secondo me questo è un elemento che è importantissimo anche a prevenire un certo tipo di eventi, no? Che hanno fatto parte della storia e faranno parte sempre della storia, ma diventeranno sempre più importanti grazie al cambiamento climatico. E invece si cerca di risolvere, gestire tutte queste cose attraverso i canali di cemento, certi tipi di interventi che spesso non sono di ingegneria naturalistica, che sono il risultato di approcci di 30 anni fa. Noi vediamo nella nostra regione la presenza di canali che sono utilissimi per l'agricoltura, ma che rappresentano delle trappole mortali per la fauna, e adesso dopo 30 anni, 40 anni che sono stati costruiti, dobbiamo ripensarli. Cioè dobbiamo pensare anche a quello che abbiamo fatto di danni negli ultimi 40 anni, quello che è stata la cementificazione nei posti sbagliati e nel modo sbagliato, no? Sì, ma continua, ha capito, professore, che invece di andare avanti torniamo, perché si continua a cementificare, è là il problema, ma queste grandi strutture servono, ma a chi servono queste grandi strutture, Gazzola? Servono a chi le vuole costruire e le grandi opere servono, questo serve al politico, tra virgolette. E come anche si è parlato dell'Emilia Romagna, delle alluvioni e quant'altro, adesso è un periodo che si sta parlando anche del Piave, no? Delle casse di espansione della zona del Ciano del Montello, qua in provincia di Treviso, no? Ma non detto da me, ma dagli esperti, da geologi e ingegneri che studiano questo progetto. E sarà un progetto devastante per il Piave, perché intanto verrà distrutta un'area di enorme biodiversità importante, ma questa cassa di espansione che vorrebbero fare in quella zona diventerebbe un pericolo, perché verrebbe ristretto l'alveo del Piave, quindi il fiume diventerebbe ridotto, quindi in quella zona l'acqua, se dovesse arrivare come prevedono che arriverà con i grandi cambiamenti climatici, l'acqua si infilerà dentro in un tunnel che arriverà giù a valle in maniera molto più potente, e questa vasca di espansione servirà ben poco. Poi tra l'altro hanno detto che se l'acqua dopo dovesse fermarsi lì, ci sono anche dei problemi di microbatteri, spiegavano i tecnici, no? Quindi... Però il professor Dal Paus, che è un emerito, ha detto che non è così, che non si farà solo quella, che ce ne saranno altre, sì, perché quella non basterà, ma comunque verrà fatta. Eppure... Io non sono contrario alle casse di espansione, ma bisogna stare attenti dove si vanno a fare, questo è il problema vero, e che non ascoltano quelli che sono gli esperti, che stanno dicendo guardate che qui non va bene, ma di là sì. Ma non è che anche in questo caso ci sono esperti con idee diverse, con opinioni diverse, perché io li ho avuti ospiti e tutti sono veramente divisi a metà, c'è quello che è a favore e quello che è completamente contrario. E allora a casa che la gente che sente, i sindaci che hanno fatto unione, è veramente... Comunque questa cosa sembra che verrà fatta, detto da un esperto di queste cose. È stato deciso, questa, ecco, non si sa come andrà a finire, per quello che è stato detto in questa trasmissione. Prego, Gazzola. Il professore sempre anche di aiutare le persone di montagna a mantenere le attività agricole e quant'altro, benissimo, però non vengono aiutate poco su queste cose, e quindi io sarei ben felice di vedere delle persone come in Alto Adige che curano il loro territorio, che gestiscono l'agricoltura, i loro boschi, per carità, ben venga, però noi cosa facciamo? Aiutiamo solo quelli che vogliono costruire gli impianti di sci e basta.
perché questo è quello che interessa. Come in Comelico vogliono fare un collegamento sciistico in una valle bellissima, con il Comelico vogliono andare poi dentro in Austria, ma non hanno capito che distruggeranno il loro ambiente. È possibile che non potrebbero dare questi soldi invece di fare un assurdo collegamento inutile a bassa quota dove non nevica nemmeno più, e aiutare le popolazioni a rimanere nei loro posti, agevolarli nell'agricoltura e nella cura del territorio, e che potrebbe portare anche un turismo alternativo molto più importante che non quello dello sci. Ma la struttura mi crea il business, caro Gazzola, la struttura crea il business. Il Comelico, di chi vuole costruire, e abbiamo chiesto: ma quanto lavoro date per questo collegamento? 22 persone. Noi andiamo a distruggere una valle per 22 persone e poi la gente non userà quella zona lì. Perché e cosa costerà questa struttura? Questa struttura costerà circa 60 milioni di euro. Avete capito, 22 persone però 60 milioni di euro. Gazzola, ecco. 22 persone, 60 milioni di euro. Quindi... Ecco, professore, come commenta? Forse qualcuno deve ripensare. Sì, commento che tra l'altro conosco bene quel posto, perché quando vado a Bolzano faccio la strada per il Comelico, per cui fino a 2 anni fa sulle case c'era, in tantissime case c'erano questi striscioni che dicevano: se non viene costruito il collegamento il Comelico muore, per cui c'è una fetta di popolazione evidentemente che crede in questo progetto. Non tutta, Anch'io. Sì, no, mi immagino, però bisogna essere anche onesti nel pensare qual è la situazione, ma questo non giustifica l'opera. Cioè la situazione di una montagna che è cambiata, di un turismo che non riesce a essere più un turismo che copre tutte le stagioni, per cui diciamo così il sogno di avere un modello invernale con un sacco di ospiti che possono essere tenuti a Padova, in o questi paesi in cui possano sopravvivere dal punto di vista economico, con un modello che è sul posto. Cioè, io le popolazioni del posto le non capisco, neanche io non condivido questo tipo di tracciamento, però vedo che molti sperano in questa cosa per una rinascita di quello che è il turismo. Ma perché? Ma perché non abbiamo altri modelli, no? Si parlava dell'Alto Adige, con le sue l'Alto Adige ad esempio è bellissimo perché è pieno di persone che gestiscono ancora il paesaggio, però ad esempio non accettano la presenza del lupo. Abbiamo un collegamento, professore, non si sente niente, proviamo a sistemarlo, intanto sentiamo cosa ne pensa Gazzola di quello che si è riuscito a capire. Che in Alto Adige viene gestita in maniera diversa perché loro curano il territorio, hanno giustamente anche dei contributi che li aiutano, mentre di qua rispettano il territorio. Di qua noi vediamo solo che l'economia di quei paesi funzioni solo se c'è lo sci, non è vero. Poi, tra l'altro, quelli del Comelico non hanno capito, alcuni abitanti e altri hanno capito, ma sono più furbi, hanno capito che siccome c'è un grande imprenditore dell'Alto Adige che sta spingendo per questo collegamento sciistico in Veneto, perché di là non hanno più spazio, quindi lui vuole sfruttare la pista di sci da questa parte, però dopo... Se voi valutate un attimo come sono le strutture in Comelico, sono alberghi degli anni 60, non hanno le comodità, le praticità, i servizi che hanno in Alto Adige, quindi la sera lo sciatore che scenderà giù di qua a Padova, alla sera ritornerà con l'impianto dall'altra parte e si fermerà a Sesto e a San Candido dove offrono di più e di tutto. E quindi di qua avranno solo la distruzione del territorio. Prima sistemate gli alberghi vostri con questi soldi, date un servizio migliore al turista, che altre zone di montagna in altre regioni dell'Italia hanno abbandonato gli impianti di sci a bassa quota perché non sono realizzabili in maniera economica. Non sono, no, esatto. E hanno trovato altre soluzioni alternative e stanno funzionando bene e hanno più turisti di quando avevano l'impianto sciistico. Perché non si può fare anche in Comelico questa cosa? Certamente aiutandoli. Il professor Stefano Filacorda, ecco perché non ci sono altre alternative, ma non è perché non ci sono, non le vogliono, non vogliono investire su nuove realtà. Professor Filacorda, come ci saluta? Ormai è finito il tempo, prego.
che credo molto nella rivoluzione dei giovani. Bello. E nella rivoluzione verde dei giovani, perché dentro, adesso non ci sono connotazioni politiche in quello che sto dicendo, ma dentro la natura ci sono un sacco di risposte anche sociali ed etiche ad un sacco di problemi che noi stiamo affrontando come società moderna e anche a gravi drammi. La natura ci può dare, io lavoro, vivo per la natura, ho dedicato tutta la mia vita a questo, e forse anche insegnando ecologia ho un certo tipo di approccio, ma da lì possiamo partire per una nuova visione. Se ne parla dagli anni 70, ma forse anche prima, dagli anni 70 si è incominciato in maniera più forte, ma lì il coniugare ambiente, giovani ed etica può essere un grande elemento. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Volevo fare due domande. Uno, l'ospite lì in studio, no? Non sono convintissimo di questa visione francescana del bosco, no? Cioè con San Francesco che gira per il bosco, incontra il lupo e l'orso, ciao Frank, vieni pure che noi non ti facciamo nessun male, eccetera, eccetera. Una persona che arriva dalla città, no? Che deve stare attento agli autobus, alle macchine, ai camion, alle biciclette, arriva, vuole andare a fare una passeggiata tranquilla in mezzo al bosco, no? Ma si comincia a sentire che anche là sta attento che se ti vedi questo che devi fare quest'altra cosa, non ti devi fare solo amore qua, non ti devi andare in quei luoghi là e via parlando. Questo può dire, porca miseria, a me allora vado da un'altra parte, cioè se mi voglio venire e andare nel bosco, fare mezz'ora, un'ora, 2 ore di camminata tranquillo, rilassato, che mi sta dicendo che neanche qua posso più stare tranquillo, rilassato. Cosa intendo dire? Che mi sembra che lentamente tutte le parti interessate stia scivolando in un modo sbagliato di ragionare come metodo, cioè nel senso di dire che mi la penso in questo modo e darò per scontato che è il modo giusto anche per tutti gli altri, no? E diversi punti di vista. E questo è un male che si ragiona così, perché per esempio quando parlava l'ospite in studio che è giusto lasciare certi territori, per dire da una certa altezza in su, liberi, è giusto, è una bella idea questa, però dopo assieme al contenuto, al merito, deve essere giusto anche il metodo, cioè come che si comunica con le persone, perché non è giusto solo comunicare con le persone, ma anche come si comunica con le persone. Cioè quello che a me mi dà l'impressione è che siamo arrivati a un punto nel quale le diverse posizioni è diventata incompatibili, cioè io non riesco a trovare tra l'idea, il messaggio che lancia il tuo ospite in studio e come ragiona altre persone, che non è solo quelli che va a speculare, ma che è anche l'albergatore di fondovalle che vuol dire avere la clientela che non va a sciare, va solo a passeggiare per i boschi, o anche la persona appunto che viene dalla città e vuole andare in montagna a fare un giorno o due a passeggiare, quindi non pare che sia speculatori, è gente normale, tranquilla, che vuol vivere, però se crea una situazione nel quale non c'è più un punto di incontro possibile, perché le due visioni o tre tra loro incompatibili, è chiaro che alla fine chi è che vince? Vladimiro, devo interromperti, se no non riescono a risponderti perché ho già forato anche altri ospiti. Allora sentiamo come commenta Gazzola e anche sentiamo il professor Filacorda. Gazzola, come commenta? Veloce per cortesia. Non volevo fare il San Francescano di andare a parlare con i lupi o con gli orsi. Io ho solo detto che queste condizioni di questi periodi si può andare tranquillamente nel bosco, certo rispettando certe regole, ma a questo punto cosa facciamo? Allora se dobbiamo andare nei boschi in maniera tranquilla, cosa facciamo? Uccidiamo tutti gli animali? Siamo noi che dobbiamo decidere chi uccidere e chi no? Cosa facciamo? Non lo trovo giusto. Gli orsi e i lupi hanno gli stessi diritti di vivere che abbiamo noi. E quindi come ci comportiamo? Io dico ancora una volta che nei boschi possiamo andare, non c'è pericolo. Naturalmente adesso dobbiamo fare un po' più attenzione, ma non è vero che nei boschi, nelle montagne adesso non possiamo più andare nelle nostre Dolomiti o in Trentino perché c'è l'orso. Certo, bisogna fare un po' più attenzione. Dobbiamo essere realisti che sono arrivati anche questi, quindi dobbiamo convivere. Professor Filacorda, velocissimo, anche lei vuol dire qualcosa? Condivido, è solo una questione di cultura
di entrare in bosco non può essere giustificato che se per esempio un lupo o un orso io non entro in un bosco. Io quando entro in un bosco ho paura di altre cose. Vedete, ci entro spesso, so che ci sono dei branchi di lupi, non ho paura di loro, so che devo comportarmi in un certo modo, tutti devono comportarsi in un certo modo, ho più paura di scivolare, ho più paura di un temporale, ho più paura che mi venga un colpo. Parliamoci chiaro, quello non è il motivo per avere ansia di entrare in bosco, ma dobbiamo insegnarlo. Esatto. Dobbiamo insegnarlo. Questo bisogna investire, ecco, sulla comunicazione, esatto. Questa è la verità. Grazie al professor Stefano Filacorda, docente Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali all'Università degli Studi di Udine. Grazie professore, grazie a Giancarlo Gazzola di questo movimento importante che sta cercando veramente di far capire che il mondo ambientalista forse sarebbe da ascoltare anche di più. Pubblicità. E vi presento altre due graditissime donne, ospiti, due donne importanti, perché? Perché credono in quello che fanno e raggiungono l'obiettivo. Vi presento, abbiamo in presenza Emanuela Giannetti, artista, pittrice, eccola qua, guardate che bella che è Emanuele, poi vi spiegherò. Abbiamo collegato con noi anche da Livorno la dottoressa Clementine Pacmogda. Buongiorno dottoressa, che piacere rivederla dottoressa. Guardate che sorriso a questa dottoressa, no, guardatela. Complimenti dottoressa, docente di scuola secondaria all'istituto e scrittrice. Poi abbiamo un'artista pittrice e una scrittrice. Allora partiamo proprio così, mettiamo a proprio agio Emanuela Giannetti, questa artista. Perché l'ho invitata? Perché è una donna particolare, nel senso che questa mattina capirete che per qualcuno di noi non è mai troppo tardi. All'improvviso parte un qualcosa, qualcuno magari ti dà là, in questo caso la figlia, che ha detto: mamma, cambio casa, perché non mi fai tu i quadri? Eh sì, è andata così. Cosa che Emanuela Giannetti non avrebbe mai immaginato. Mai. Raccontaci, perché è bellissima questa storia. Prego Emanuela. Allora, diciamo era gennaio 2022 e mia figlia appunto cambia casa e mi dice: ho bisogno dei quadri moderni perché casa mia è moderna, perché non provi mamma? È esattamente andata così. Allora io compro del materiale, ci provo e vedo che non viene malissimo il primo. Poi faccio il secondo, faccio il terzo, al terzo una mia amica me lo compra a una cifra, chiaro, molto modesta e ha detto: guarda Emanuela, sei brava, vai avanti. Mio marito mi ha assolutamente spinta, andavamo proprio a comprare tutto il materiale sempre assieme, eccetera, finché poi ho avuto delle commissioni, mi hanno dato delle commissioni di 4-5 quadri, dopodiché anche il giornalista Giampaolo Zorzo mi ha invitato ad Arte per Bene al Museo di Santa Caterina e anche lì diciamo era in beneficenza, c'era una cifra irrisoria da pagare per un quadro e il mio è stato preso immediatamente dopo un giorno che era in esposizione e da lì sono andata sempre in crescendo, perché poi mi hanno chiamato per Brera 3 volte a delle mostre internazionali, poi Torino, ho vinto il terzo premio al Museo MIT proprio di Torino, primo premio sempre a Torino, Hotel ad Alesia, poi ho fatto Cremona con Antonio Castellana. E poi che altro? Palazzo Bomben, Antonio Castellana e Grolla d'Oro con Zanta, adesso sia a Palazzo 300 che a Villa Coldumer, ultima che ho fatto
Ah, poi Roma, Palazzo Sforza, Palazzo Chigi. Noi stiamo vedendo qualche immagine del tuo quadro, dopo tutti questi premi che hai vinto. Qui ad esempio cosa rappresenti con questo quadro? Allora, lì ho iniziato non da tantissimo quel tipo di tecnica. Allora, i miei quadri sono tutti materici, partono da una base sempre materica. Qualcuno è lavorato solo con le spatole, ma la maggioranza sono materiche. Nel primo quadro che hai fatto vedere l'ho fatto con la stoffa, lo stucco, la colla, eccetera, e rappresenta la guerra. L'ho intitolato The War, perché la guerra, oltre alla guerra che noi tutti stiamo vivendo in Ucraina, la guerra in generale nel mondo, cioè il male che io sento regolarmente nei TG, la violenza sulle donne, la violenza sui bambini, gli omicidi, eccetera. E dopo c'è un colore giallo di speranza verso il bene, cioè quindi che la materia spacca queste cose bruttissime, negative per andare verso la positività. E questo che hai portato, che abbiamo? Allora, questo posso alzarlo? No, lascialo così che si vede bene. Ok, quello invece è fatto con la resina. Sempre la base è materica, comunque, ma ho usato la resina epossidica. Allora io uso anche come colori gli smalti, colori ad olio e acrilici. Questa l'ho chiamata la figlia del mare, perché faccio anche delle opere che sono un figurativo astratto. E siccome io sono molto legata al mare, perché sono stata abituata sin da piccola ad andare nei posti meravigliosi della Sicilia, e quindi faccio spesso quadri con questi colori. Allora, sentiamo cosa dice questa scrittrice di questa donna che all'improvviso si riscopre artista, pittrice, ma ce la mette tutta e raggiunge l'obiettivo, perché i quadri piacciono, perché questo è l'importanza, vuol dire che all'interno di questi quadri, quando qualcuno passa e li guarda, riesce a captare. Prego, dottoressa Clementine. Buongiorno. Buongiorno alla presenza. Ti sento male, allora, Clementine. Ho apprezzato molto i quadri, che è veramente un bel lavoro moderno. Grazie. Sì, abbiamo tutti un messaggio da dare a questo mondo nel quale viviamo, carichi di vari problemi, ma anche capaci di dimostrare bellezza. Sì. È anche quello che ho fatto io scrivendo un messaggio da far passare alle persone, un modo di dire: guardate, possiamo vivere insieme, possiamo amarci gli uni gli altri, possiamo andare avanti a costruire un mondo migliore, non solo per noi ma anche per i nostri figli e nipoti. Ecco, e questo mio nuovo libro ha proprio il titolo dell'amore. Non glam vuol dire amore, amare, in lingua amore, una delle lingue locali maggioritariamente parlato in Burkina Faso. Ecco. Guarda, io mi collego con te perché anch'io, tutti i miei quadri sono ispirati dall'amore, dall'istinto, dalla passione. E infatti ho scritto questa cosa ancora qualche mese fa, che però dico, mi è riuscita anche bene perché l'ho scritta di getto, esattamente come faccio i miei quadri, che sono tutti esatto, con il cuore e istinto, non c'è nulla di ragione in tutto quello che faccio. E quindi ho scritto: le mie opere vogliono rappresentare la mia anima, la mia coscienza, la pace interiore, la rabbia e tutte le sfumature della vita. La mia vita è costruita sull'amore e per l'amore quindi cerco di trasferire tutto questo nei miei quadri, che non sempre hanno un titolo, perché lascio a chi li guarda libera interpretazione. Ognuno di noi può vedere nelle mie opere se stesso, le proprie gioie, i dolori, l'amore verso un figlio o verso il genere umano. Qualche volta la mia energia la incanalo attraverso un profondo credo verso Dio che è amore.
e così a getto dipingo spesso senza seguire la ragione o un disegno, ma l'istinto, l'impulso e l'armonia dei colori. Tutto deve fluire senza gravi interruzioni, tutto deve andare e tornare come il mare, come lo scorrere di un ruscello, come l'alba e il tramonto e la terra stessa. Tutto con meravigliosa armonia, perché la mia vita e la vita di tutti noi dovrebbe esistere per la bellezza dell'anima. Ebbene sì, i miei quadri sono coscienza, anima, amore. Allora, quello che io sento, dottoressa Clementine Pak-Mogda, è la passione. Ecco, una cosa che vi unisce è la passione, vuoi perché come scrittrice, vuoi come pittrice, però è la passione e l'amore. Ecco, l'amore che purtroppo questa donna paga a caro prezzo, un amore che è sconvolgente a volte, è un'attrazione fatale che può anche distruggerti, lo sai, ma non riesci a uscire da questa passione, che non sempre è positiva. O sbaglio, Clementine? Allora, diciamo che l'amore, quello vero, naturale, non dovrebbe distruggere. Allora, quello che distrugge è l'esagerazione, perché in tutte le cose, anche positive, quando viene esagerato, nel senso che lo si carica di altre cose al di fuori del suo senso naturale, che si va a denaturare un po', a snaturare un po' questa bellezza che c'è dietro a questa parola e questa realtà che è nell'amare. Quando uno comincia, per esempio, si prende l'esempio delle coppie che vanno fino a togliere la vita a uno per amore, non è più amore, perché l'amore si è trasformato in possesso. Quando tu pensi che l'essere che tu credi di amare è la tua proprietà privata, diventa un'altra cosa. Altrimenti, quando si ama davvero, per esempio nel senso sempre della vita in coppia, si vuole il bene dell'altro per forza, anche quando succedono momenti difficili in cui sopraggiunge una volontà di separazione di uno di loro, l'altro lo deve accompagnare in questa separazione, perché qualunque cosa quest'altra persona va a vivere è un bene anche per te, perché tu vuoi bene a questa persona, non per forza perché vive con te, ma perché è una persona che tu senti che appartiene a te. Ecco, una cosa del genere. Però quando l'amore diventa possessione o gelosia o desiderio di dimostrare la superiorità rispetto all'altro, non è più amore, diventa malattia. E questo sì, però lei anche, Clementine, ha scritto un libro molto bello, La volontà di Dio. Forse noi donne, molte donne, a volte penso che sia fatta la volontà di Dio perché non riescono a staccare la spina, perché non hanno un supporto sufficiente per staccare la spina. Ci sono dei figli in mezzo, c'è una società che non vuole questo, addirittura anche le famiglie stesse. Lascia perdere, porta pazienza, dove vuoi andare? Cioè non c'è un supporto alla donna per migliorare la qualità della vita, e questa donna fa fatica a staccare la spina. Prego. Non è più questo pensare che si è amato all'inizio, ma si pensa che se si lascia poi diventa una vergogna per tutta la famiglia, se si mette i figli di mezzo, non devi separarti perché. Questo è un po' una deformazione dell'amare. Però non voglio dire che quando sopraggiungono problemi non si può rimediare. Ognuno di noi può anche provare a capire l'altro, ci sediamo, ne parliamo e ripartiamo da capo. Effettivamente La volontà di Dio, che è stato il mio secondo libro, in realtà quella cosa che chi doveva anche aiutare, perché ho come l'impressione che nella società occidentale di oggi tendiamo a credere che possiamo fare tutto noi.
curiamo il corpo, le nostre persone, quello che noi siamo capaci di fare. Però noi non siamo solo carne e ossa, cioè noi abbiamo anche qualcosa di spirituale in noi che ha bisogno di essere curato. Però se lo mettiamo da parte, mettiamo una parte non poco importante della nostra vita, del nostro essere, che ci può far perderci. Quando si parla, non è neanche una questione di essere cattolici, eccetera. Io vengo da un paese dove non abbiamo sempre avuto le religioni rivelate, però abbiamo capito che c'è una dimensione spirituale che va curato. Ci sono le malattie psicologiche, che quando uno va a curare qualcosa che non è materiale, come si riesce a gestire questa cosa qua? Perché uno si va oltre quello che si vede tutti i santi giorni, il materiale, che aiuta anche qualcuno a poter gestire i suoi sentimenti e i suoi modi di vedere. Non è cattivo credere in un Dio, in un essere superiore, perché basta che tu non faccia male. Dottoressa, la pandemia, la gente si è avvicinata ancora di più alla Chiesa, a Dio, proprio questa mancanza di libertà li hanno avvicinati alla spiritualità, o sbaglio? È stato un periodo terribile che abbiamo vissuto tutti e grazie proprio a questo pensiero diverso che potevamo fare, potevamo guardarci più dentro di noi. Sì, diciamo, prego. Io sono pienamente d'accordo con la scrittrice perché siamo continuamente bombardati dall'estetica, dagli oggetti, dalle cose e non curiamo più l'anima. Sono pienamente d'accordo, però bisogna insegnare ai bambini, che poi saranno adulti, ad amare. Quindi se tu ami un bambino e lo ami in una maniera corretta, come un marito dovrebbe amare sua moglie e viceversa, questo bambino sarà un adulto sano. E purtroppo abbiamo perso di vista questa cosa. Allora pensiamo che iscrivendolo di qua, comprando questo, facendo quell'altro, colmiamo l'educazione all'amore. Perché, come ha detto lei, siamo bombardati. Il Covid, tornando alla domanda che mi ha fatto, è vero, ci ha fatto un po' riflettere sulle cose importanti, sullo stare insieme. Allora, lì è stato un po'... Certe famiglie sono andate in disgregazione totale, proprio per il dover stare troppo insieme, altre invece sono andate in bene perché sono state di più con i figli e col marito o la moglie. Il problema è stato dopo, che quando poi c'è stata di nuovo la vita normale di tutti i giorni, io vedo che invece c'è un peggioramento. Cioè vedo tanti squilibri mentali, tanto egoismo. Le persone che fanno del bene ce ne sono ancora, per fortuna, molte, però vengono oscurate da tutto quello che è materiale. Cioè tu sei se hai, non sei se hai poco. E non è così. È quello che tu costruisci con gli altri e con te stesso e con le persone che hai vicino, i familiari, i parenti, gli amici di amici. Quello è essere una persona di valore, non i soldi. Questo è il mio modo. Allora, è vero anche quello che dice Emanuela Giannetti, nel senso che bisogna iniziare da piccoli a creare anche passione. Il bambino vuole essere interrogato, non a caso chiede sempre perché. Bravo. Lui vuole delle spiegazioni. Io lo vedo questo con questi bambini che ho a Villa Margherita, che anche in questo momento stanno facendo i centri estivi con la scuola del fumetto di Treviso, dove alcuni di questi bambini erano vivacissimi, non stavano fermi, ecco, cercavano sempre un qualcosa. E il disegno. All'improvviso questo ragazzo, Alessandro, gli ha detto: andiamo nel parco e disegniamo gli alberi. E loro hanno iniziato a disegnare, vi farò vedere anche i disegni.
e questi bambini non sono più vivaci come prima, si sono calmati. Ecco, hanno trovato un qualcosa che li attrae, che è la natura, che è l'albero, che è sentire, respirare in ambienti così ampi. Forse dobbiamo iniziare da là. Sto parlando di bambini molto vicini anche a lei, dottoressa Clementin, che vengono da paesi e da problemi veramente grandi, ma con queste mamme molto amorevoli che vengono a prenderli quando hanno terminato, che la prima cosa che fanno li accarezzano. Capisce che io vedo un mondo che è bellissimo, che dobbiamo smetterla di guardare il colore, la provenienza, ma dobbiamo guardare le creature. Sono delle creature meravigliose. Prego, Clementin. Allora, questo è un argomento molto importante. Non credo che si riesce a parlarne così in poco tempo, però qualche elemento possiamo dire. Io direi che è vero che l'educazione a casa è molto molto importante, è la base per tutto, perché una persona, un bambino che diventa ragazzo, adolescente, cominci poi a partire da questo a formare la sua personalità. Però l'educazione a casa non basta. Perché l'educazione viene influenzata dalla cultura di una società. Il bimbo a casa tu gli dici delle cose, lui va fuori e vede il contrario. Allora è chiamato a scegliere. E questo a una certa età dipende dalla compagnia, dipende del materiale, dell'informazione, di tutto quello che lui riesce a avere sotto la mano. E è per questo che noi ora, invece di pensare soltanto alle famiglie che ovviamente qui diciamo che giocano il loro ruolo, io per esempio sono invitata nelle scuole in giro per l'Italia per parlare proprio della mia propria esperienza di vita, e anche là vedo dei ragazzi che dopo mandano messaggi per ringraziare dicendo non sapevo di quello. I ragazzi hanno bisogno anche di avere delle testimonianze, non soltanto il dire teoricamente le cose, dire va bene, se fai questo o quell'altro, non devi fare del male a nessuno, però i ragazzi hanno bisogno anche di testimonianze. Ma non è, dottoressa, che forse i ragazzi hanno bisogno di respirare, ecco, questa scuola che li opprime, perché non facciamo la scuola all'aperto nel periodo primaverile estivo, dove questi ragazzi possono respirare? Abbiamo stuzzicato anche la nostra Emanuela Gianetti che voleva intervenire. Sì, prego Emanuela. Sì, allora sono in parte d'accordo con lei, nel senso che con i bambini, come ho già detto, bisogna dare amore, educarli, eccetera. Quando diventano grandi, come ha detto lei, ti raffronti con un altro tipo di mondo, sì, però devi sempre avere un dialogo con i tuoi figli, con questi ragazzi. Non puoi dire sono adolescenti, bene, sono grandi. Io vedo con le mie figlie, ho sempre dialogato tantissimo, a costo anche di litigare, dopo andare lì, far pace, spiegare con calma, e poi noi genitori dobbiamo essere un esempio. Non possiamo dire non fare questo, noi lo facciamo e a loro gli diciamo di no. Bisogna essere un esempio. Dopo è chiaro che si rapportano con un mondo, magari come ha detto la dottoressa, con un altro tipo di educazione. Intanto c'è una scelta, nel senso che non è che sono tutti uguali quelli che vediamo al di fuori della famiglia, no? Allora le mie figlie scelgono, ad esempio, delle compagnie affini al suo modo di essere. Ma perché? Perché ci sono sempre stata io dietro, che le ho seguite, la famiglia in generale, anche i nonni, tutti quanti. I valori sono fondamentali. Dopo, anch'io frequentavo gente che con me magari non c'entrava niente, ma io andavo dritta per la mia strada, loro potevano fare quel cavolo che volevano, ma io ero così. Perché? Perché la mia famiglia mi ha sempre molto seguita. Quindi non giustifichiamo il fatto che adesso il mondo è difficile, allora i ragazzi. Noi genitori abbiamo una grandissima responsabilità per tutta la loro vita,
perché è così anche quando diventano grandi, mamma, 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 parlo di persone adulte, perché certo, il mio bambino magari ha 40 anni, bravissima, 50, ma rimane il mio bambino. È così. Allora, dottoressa, come commenta queste parole di Emanuela Gianetti, questa artista, pittrice che veramente sta cercando di far capire, dare un messaggio positivo, che mai dire mai a casa, svegliatevi, iniziate a dipingere, a scrivere, fate quello che volete, ma fate qualcosa. Prego. Ecco, io direi che finché sono a casa e hanno imparato a aprirsi, però i figli sono chiamati ad andare all'estero, andare fuori, e da noi in Burkina Faso succede spesso, e il figlio non è uno, non sono due, e sono 4 o 5, ecco. E ogni figlio cresce indipendente e fa la sua strada. La base ce l'ha, però poi dopo, perché da noi la crescita di un bambino non è soltanto della famiglia, è di tutti. Noi per esempio quando facevamo qualcosa di sbagliato fuori, appena vediamo arrivare un adulto scappiamo tutti, perché l'adulto quando arriva non cerca di sapere di chi siete figli, sia una cosa brutta o vi corregge direttamente lui, e poi dopo cerca la famiglia a informare che voi avete fatto questo o quell'altro, perché a volte la famiglia dice anche, io mi ricordo benissimo che a casa, soprattutto perché io appartengo a una famiglia molto povera, neanche da mangiare c'era sempre, però la famiglia tiene la sua dignità, e quindi anche se tu hai fame non devi mangiare da qualcuno, almeno che i genitori ti diano il permesso. Ma noi di nascosto abbiamo mangiato a casa di qualcuno, anche se sappiamo che al genitore, perché lui tiene molto a rimanere comunque una persona rispettata nonostante la sua povertà. Non dovevamo rubare, ma noi siamo andati a rubare del mango un po' in giro e non abbiamo mai fatto sapere alla famiglia. Quindi, per dire, non è sempre facile gestire le azioni dei propri figli fuori. E poi c'è tutta la società. Io per esempio qua, noi che parliamo, per esempio a casa, tu parli dell'importanza dell'accoglienza, tu fai capire al tuo ragazzo che l'altro che lui vede fuori, che sembra diverso di lui e che forse lo è anche, non è diverso soltanto a livello fisico, però è un umano, in fondo siamo uguali. E poi lui vede un politico che parla alla TV e che dice il contrario di quello che ha detto il genitore. Non è una situazione facile. La gente fa capire qua in Occidente che il potere di acquisto differenzia gli esseri umani. Mentre a casa tu dici, anche se vedi un povero, rispettalo, si puoi aiutare, aiutalo. Fuori si vede che si tende sempre a discriminare. Non è facile in un contesto del genere. Io non me la voglio prendere tanto con i genitori, e questo non vuol dire che non ci sono dei genitori che sono un po' superficiali. Ci sono, è vero, ma tutti noi siamo responsabili dei ragazzi del nostro paese e abbiamo tutta questa responsabilità di educarli, di venirli incontro e di combattere, perché effettivamente non è semplice. Nel mio paese di origine... Aspetta un pochino, Clementina, aspetta perché abbiamo una telefonata in diretta. Vai Silvano. Pronto, dottoressa Mirella, buongiorno. Buongiorno. Niente, avevo ascoltato 10 minuti fa che lei ha detto che non si deve guardare il colore, non si deve guardare da dove vengono, bisogna curarli così, accarezzarsi. È vero questo, siamo tutti figli di un unico Dio, ma non toglie il pane ai nostri figli. Questo non lo ammetto mai, no mettere la carità ai nostri figli. Grazie. Grazie Silvano, guarda, parli con una che ha un banco solidale, perciò penso che i nostri figli, cerco di dare il massimo, ma i nostri figli siamo tutti, c'è un unico cielo, io lo dico sempre, e su questo cielo siamo in tanti e non è di nessuno, è di tutti.
Devi aiutare chi ha bisogno, Silvano, chi è in difficoltà. Se una persona si comporta bene ed è brava ed è in difficoltà, perché non la devo aiutare? Perché il colore della pelle è diversa, perché ha un Dio diverso? No, l'aiuto perché in quel momento va aiutata, perché è in difficoltà. Cosa ha fatto di male? Certo che condanno quello che si comporta male, è quello che sta dicendo anche Clementine. Noi dobbiamo educare, dobbiamo cercare di capire cosa c'è che non va. Prego, Emanuela, cosa vuoi, come vuoi commentare? Ecco, sia quello che dice Silvano che quello che ha detto Clementine. No, io sono pienamente d'accordo sia con Clementine, con Silvano in parte. Cioè sono d'accordo con quello che hai detto tu. Cioè che bisogna aiutare a prescindere, è chiaro, dal colore della pelle, dalla provenienza. Se uno è una brava persona, io sono la prima. Il signor Silvano forse si riferisce a anche a un altro argomento, cioè che può essere la delinquenza, che magari colore, sì, in parte. Sì, non ha colore, però è aumentata notevolmente. E niente, io sono d'accordo con te, cioè bisogna aiutare chi ha bisogno e condannare chi sbaglia. Cioè io sono molto rigida su questo. Ah no, infatti, noi non ce la facciamo. Io ho le mie opinioni. Noi possiamo educare, assolutamente. Possiamo cercare di supportare, ma poi infatti veramente importanti deve intervenire la politica con pene severe. Io sarei chi sbaglia deve pagare, deve essere. Chi sbaglia invece deve non abbiamo neppure la certezza della pena. Avete sentito quel ragazzo che ha ucciso quel bambino sotto effetto di sostanze, perché è stato dimostrato a una velocità pazzesca, però l'insegnamento cos'era a casa? Che questo genitore faceva le cose e faceva fare che lui poi ha portato avanti. Clementine, ecco, questo educare, questa mediazione, questa integrazione. Noi siamo sempre stati un popolo accogliente, un popolo veramente di persone, di nostri immigrati, parliamo veramente di numeri importanti. Ecco, com'è la situazione dal tuo punto di vista con questi sbarchi, con questi tanti morti su questi mari incredibili? Cosa vuoi dire, Clementine? Allora, vuol dire una sola cosa, è la negazione del diritto al movimento degli esseri umani, è quello che crea tutto questo problema. Tutti noi parliamo dell'immigrazione clandestina, tutto quello che si vuole, ma è un problema creato dai nostri politici, perché il movimento, diciamo un'altra parola più conosciuta, il nomadismo, è una caratteristica dell'essere umano. Ci siamo sempre mossi da quando esistiamo sulla terra, già da quando siamo stati in Africa. All'inizio si dice che è la culla dell'umanità l'Africa. Già lì, all'interno dell'Africa, gli umani si sono sempre mossi. Allora, le cause possono essere diverse. Prima si muoveva per avvicinarsi a un posto d'acqua, perché non c'è più l'acqua dove c'eravamo prima. Gli umani si spostavano per cercare più erba da mangiare per gli animali, perché dove ci sono non ci sono più. Gli umani si spostavano perché nel posto dove vivevano prima è stato infestato da un virus, è nata un'epidemia che fa morire tanti, si spostano. Ci siamo sempre spostati. Che viviamo delle condizioni migliori e le condizioni peggiori. Quando la situazione di vita, le condizioni di vita erano favorevoli, gli esseri umani diventavano tanti perché i bambini nascono, non muoiono più tanto, la gente sta a suo agio, la demografia cresce, la gente si sposta, c'è sempre un gruppo che si stacca perché manca spazio, nasce la competizione. Quando la situazione diventa molto difficile in un posto, la gente si spostava lo stesso, quindi abbiamo sempre un motivo per spostarci. Ora ci spostiamo per le guerre, ci spostiamo per il cambio climatico, ci spostiamo per la povertà, ci spostiamo perché vogliamo cercare un futuro migliore, ci spostiamo perché abbiamo voglia di andare in un altro posto e provare a vivere, a ripartire da là. E ora, a un certo momento della nostra storia, ci sono stati gli occidentali che hanno fermato questo movimento, creando
i confini. L'essere umano non è fatto per vivere dentro i confini. L'essere umano si vuole muovere. E ora come ora, ve lo dico, io ho avuto prima il passaporto burkinabè e col mio passaporto del Burkina Faso io avevo diritto a muovermi nel mondo, in massimo in una ventina di paesi, in tutto il mondo. E guardate caso, tutti all'interno dell'Africa. Se io volevo uscire da questo continente africano, mi cominciano a mettere i bastoni nelle ruote. Sono venuto qua con una borsa di studio e ho conseguito un dottorato alla Normale di Pisa. Con questi documenti legali della Normale ho sofferto per avere questa cosa che chiamano visto, che è anche un modo di rubare legalmente i più poveri dai più ricchi. È stata una sofferenza, nonostante io abbia tutto legalmente e normalmente. Ora, con il mio passaporto italiano, perché sono diventata italiana, posso girare in più di 170 paesi in tutto il mondo senza bisogno di un visto o aver bisogno del visto, ma poterlo prendere una volta arrivato lì sul posto. Dottoressa, secondo voi devo è normale? se no non riusciamo a dare la risposta con Emanuela Gianetti, devo anche chiudere perché il tempo è volato. Prego Emanuela, come commenti? Ma io non sono contro l'immigrazione, come ha detto è giusto, però devono entrare e lavorare, altrimenti si crea squilibri, si crea disordine, si crea delinquenza se queste persone non lavorano. Non è questione di razzismo o cosa, è questione che intanto li fanno partire tutti, questi scafisti vengono pagati. I capelli, mi dicono, bravissima. Ecco, e li fanno partire così in disordine, tutta questa gente che arriva in Italia, che non può sbarcare negli altri paesi. E cosa fanno? Non è che lavorano, che cioè, alcuni sì, si integrano perfettamente, altri no, e quindi secondo me vanno rimandati. Un minuto per commentare, Clementine. Allora, è già sbagliato dire che li fanno entrare così disordinatamente, nessuno li fa entrare, sono loro che si muovono perché ne hanno bisogno, sono nella necessità. Allora, non è un discorso di devono trovare lavoro o non trovare lavoro. Non tutti possono trovare il lavoro prima di partire. È che arrivare legalmente è quasi impossibile. E quindi dove la legalità non è permessa, l'illegalità punta piede lì. È così. Allora, negando il permesso, chi oserà spendere così tanti soldi, rischiare così la sua vita, per fare un viaggio, mentre si legalmente paga forse 3 volte meno e con più sicurezza di arrivare, lo farebbe lo stesso? Non è possibile, la gente viene illegalmente, è perché legalmente non è possibile entrare. Vi ho detto, io legalmente con documenti ho sofferto in Costa d'Avorio, ho dovuto lasciare il mio paese, andare in un altro paese, cioè è una battaglia. Finché la gente non darà il diritto agli altri di potersi muovere legalmente, l'immigrazione clandestina non finirà. E quando una cosa diventa illegale, i numeri sono esagerati, perché quelli della mafia che usano questa mancanza di diritto al movimento non lo usano per aiutare, lo usano per guadagnare. Quindi gli esseri umani non sono più esseri umani, è merce. E quindi è un fonte di guadagno. E allora non si fa partire 10, 15, ma 300, 500. Ancora dottoressa Clementine Pagmogda, perché il tempo è volato, non ho più spazio. Comunque grazie, perché a casa rifletteranno, tutti riflettiamo, dopo ognuno ha la sua idea e decide quello di pensare per il meglio o per il peggio, però questo è quello che noi sentiamo. Allora, come ci saluti Emanuela Gianetti con questo importante quadro che hai visto? Cosa vuoi dire ai nostri telespettatori e telespettatrici? Velocissima. Allora, seguitemi su Facebook e Instagram, su Emanuela.Giannetti,
e così vedrete anche tutti gli altri quadri che faccio. Questo si chiama La figlia del mare, è un quadro abbastanza importante. Molto bello, infatti la donna esce proprio. Sì, perché per me l'essere femminile esplode, la donna, io l'ho visto solo, ho visto la donna. Protezione totale delle donne. Grazie anche a Emanuela Gianetti, grazie alla dottoressa Clementine Pagomogda, grazie a voi, La Posta di Mirella. Grazie.